Buongiorno, buongiorno. Il 1° maggio è finito, abbiamo visto la festa del lavoro, molti hanno anche lavorato perché questa è la verità. Quello che non si ferma mai è il mondo del volontariato. Avete visto anche in queste bellissime immagini queste persone che si rimboccano le maniche per tenere pulito, per tenere ordinato. Fanno comunità. Ne parleremo questa mattina con Patrick Antonello, vice comandante della Polizia Locale di Treviso, che è qui con noi per parlare di tante cose, per parlare proprio cosa vuol dire prendersi a cura della comunità. Ognuno quando esce di casa di rispettare l'altro, di rispettare le regole, rispettare anche il codice della strada. Allora, comandante Antonello, com'è la situazione? Perché non è che siamo molto contenti di noi, non di tutti, ma di una buona parte di persone che se ne frega altamente del rispetto e del prossimo e ne combina di tutti i colori. Ma perché non ci si rende conto che quando esce la mattina devi rispettare le regole, devi rispettare la persona e dare veramente spazio alla mente per capire dove puoi arrivare e dove non puoi arrivare? Prego, comandante. Beh, innanzitutto mi permetta di ringraziare per l'invito e di salutare i telespettatori. La domanda posta è piuttosto ad ampio respiro, quindi diciamo che il rispetto delle regole è di fatto il fondamento del nostro sistema, se no senza regole ognuno di noi potrebbe rischiare di dover temere il prossimo ed è esattamente quello che non si vuole. E certamente ci aiutano a vivere il quotidiano e aiutano a vivere il quotidiano in serenità. Chiaro, poi ci sono delle situazioni in cui qualcuno, come ha detto lei, evidentemente decide di non rispettarle. A volte è una decisione presa in maniera, diciamo, tale da essere cosciente di non rispettarle, altre volte, diciamo, è una cosa magari non voluta o inaspettata. Poi bisogna vedere e capire dove declinare il nostro argomento perché sicuramente ce n'è da parlare. Noi come Polizia Locale in particolare abbiamo, diciamo, un ampio spettro di possibilità su cui operare, su cui fare prevenzione, che è un aspetto molto importante, eventualmente poi ne parleremo, e fare poi vigilanza di fatto e applicare quindi il controllo, come ha detto lei, delle regole. E i nostri ambiti prevalentemente sono il codice della strada innanzitutto, ma poi ci sono ambiti che riguardano l'aspetto penale e quindi la commissione dei reati, quindi meglio la prevenzione della commissione dei reati, ma eventualmente anche vigilare e arginare chi li mette in atto e poi, diciamo, intervenire su molti altri aspetti di tipo amministrativo e anche di pubblica sicurezza, perché poi anche questo è il ruolo della Polizia Locale. In comunione, diciamo, con un rapporto assieme ad altre forze di polizia ci occupiamo ogni giorno di sicurezza, in particolare della sicurezza urbana, dove anche lì esistono regole che vanno evidentemente rispettate. Non c'è un po' troppa di superficialità sia alla guida di questi mezzi? Perché noi diamo sempre la colpa alla strada, le infrastrutture. Il problema è che si corre troppo, non si rispettano i limiti di velocità, ma se ci sono quei limiti di velocità vuol dire che in quella zona devi andare a quel limite, perché ci sono dei problemi, possono essere asili, scuole, centri storici. Invece ormai siamo una società che corre, ma soprattutto non si riesce a capire dove, perché alla fine poi se trovi il semaforo rosso ti fermi perché non puoi passare. E allora tutta questa fretta di sorpassare, c'è una superficialità, forse, comandante, è perché tanto posso farlo. Qual è il problema? Pattuglie ce ne sono pochissimo, si sono accaniti contro gli autovelox, perché dobbiamo anche dirlo, comandante, ci sono state delle sanzioni assurde, nel senso, io ho sentito una signora che ha avuto una sanzione perché andava a 54
visto che c'è anche la tolleranza minimo era 50, 54 e si è vista arrivare la sanzione di 50 euro. Allora, se c'è la tolleranza, io non capisco perché questa amministrazione o la polizia locale di quel paese, di quella città, non dico dove, naturalmente abbia mandato questo. Perché se va a 54, il limite è 50, ma c'è la tolleranza, non dovrebbe arrivare la sanzione. Lo spieghi perché è importante questo, allora, saperlo. Questo è un tecnicismo previsto dal codice della strada, in particolare dall'articolo 142, che è un articolo specifico che riguarda l'ambito del controllo della velocità, che viene fatto attraverso strumentazione particolare, e per il quale prevede che vengono comunque detratti rispetto alla velocità misurata attraverso la strumentazione almeno 5 km/h a favore diciamo, di chi stava percorrendo quel tratto di strada. Quindi cosa significa? Per portare l'esempio che ha portato lei, evidentemente se è stato contestato 54 km/h, significa che lo strumento ha dato come lettura agli agenti accertatori 59 km/h. Quindi lo strumento ha letto 59 km/h, 5 km/h vengono detratti perché è la legge che lo prevede, per cui rimane 54. Se il limite della velocità su quel tratto di strada era di 50 km/h, ecco lì dimostrato l'eccesso. Allora sarebbe il caso di scriverlo questa cosa. Viene sempre scritto. E lei dice, allora glielo no, perché avete capito come ha spiegato bene il comandante Antonello, l'importanza anche di capire e di conoscere le cose, perché delle volte noi non le sappiamo. Ad esempio il ricorso va fatto, ma se hai pagato non puoi più fare ricorso, perché una volta pagato il ricorso non si può più fare, rifare, richiedere, però ci sono tante cose, questa mattina riusciamo a capire. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto volevo dirti del 1° maggio. Il 1° maggio sia festa del lavoro, non dei lavoratori, perché il lavoro ti rende libero, il lavoro ti dà la possibilità di diventare grande, di liberarti, di avere un prefisso. Una volta il lavoro nel Veneto specialmente, tutti lavoravano e mi vedeva ora. Perché? Perché si è fatto le case lavorando, gli ha costruito, gli ha creato tutto il Veneto. Adesso il lavoro, non ho visto un politico, un fiamma peso che parla del lavoro. Non viene da Salvini a tutti quelli che dicono. È vergognoso, perché il lavoro, a parte la politica, ma il lavoro è quello che ti dà da vivere, che ti rende libero, perché avendo un lavoro ti sei libero perché ti dà la possibilità di fare di tutto. Quello che ti vuoi, col sacrificio, va bene. E adesso parliamo di vigili. Purtroppo i vigili adesso sono cambiati. I vigili una volta era più, capiva di più le robe. Adesso parchette cretinae, insomma per 4 km, cosa vuoi che sia, da signora. Non penso che, e chi che corre 170, 180, qui dovrebbe cavare la patente e ne tagli le quelli che corrono di maniera. Voglio dire che non vi sia un metro su tutte le robe, dovrebbe essere un po' di elasticità, no? Per capire certe robe. E invece purtroppo bisogna dargli la multa perché i comuni, tutti i comuni, con le schede multi fa cassa. Perché le schede multe dovrebbero andare per mettere a posto le strade, per fare tutte le robe inerenti alla strada. Purtroppo non le fa, perché le strade si rovinano dappertutto. È una che voi, insomma, in Fiantina credo che sia che dice, non è che il cittadino ti darà 100 euro di multa, 50, 60 a serie di me. Per esempio, uno che va a lavorare che sta per 900 euro al mese, ti darà una multa di 80 euro, ti viene a rovinare la mesata, no? Se gli aveva deciso di portare i fiori, magari a Pisa non va più, perché c'è per la multa. E ora che bisognerebbe vedere dopo se è giusto, perché i vigili che voi per strade dovrebbe essere di più di quello che c'è adesso. E il stesso dovere, io non ho nessuna colpa, gli danno la legge e bisogna la mettere in pratica e basta. Tuttora. Cara Mirella, ti saluto,
buona giornata a te e il tuo ospite. Grazie caro Rinaldo che hai ricordato anche la festa del lavoro del 1° maggio, però ricordiamo che ci sono persone che lavorano sempre, ecco, e noi dobbiamo dire grazie a queste persone, specialmente all'interno degli ospedali, forse oppure delle RSA, che dobbiamo ricordare anche queste figure molto importanti nella ristorazione, perciò c'è un mondo che lavora nonostante per far festa a noi, e noi li ricordiamo questa mattina. Allora, comandante Antonello, quello che però emerge anche dalla telefonata di Rinaldo è che la persona ha piacere di vedere la pattuglia sulla strada, tanto è vero che ho avuto anche l'avvocato Capraro che si occupa di autovelox, penso che lei conosca benissimo, il quale ha detto: noi non vogliamo gli autovelox, noi vogliamo più pattuglie sulla strada. Ecco, lei cosa ne pensa di quello che ha detto l'avvocato e che tanti pensano con l'importanza della pattuglia, come ha detto Rinaldo, la divisa sulla strada, che è un deterrente più dell'autovelox? Allora, sicuramente la presenza delle pattuglie e degli operatori di polizia in generale è un fattore importante e, come dire, anche di percezione, evidentemente, di sicurezza da parte del cittadino. Evidentemente noi, come tutti i colleghi, ogni mattina, ogni pomeriggio, sera o notte siamo impegnati sul territorio e sulle strade, quindi le pattuglie non sono diminuite, semmai sono aumentate, almeno parlo sicuramente per quanto riguarda l'ambito che rappresento, quindi nel territorio comunale di Treviso. Quindi la presenza c'è, la presenza è abbastanza diffusa e capillare. La questione degli autovelox o comunque dei controlli di velocità, io posso dire questo: i controlli di velocità ci sono, vengono fatti attraverso sistemi che sono i sistemi posti in essere, che possono lavorare autonomamente e opportunamente segnalati, come prevede la legge. E in più ci sono le pattuglie che fanno i controlli, diciamo, in posizioni, definiamo mobili, nel senso che lì non c'è magari uno strumento fisso, ma c'è la pattuglia che di volta in volta si sposta, e questo fa sì che ci possa essere capillarità e uniformità anche nella distribuzione dei controlli all'interno di un territorio. C'è da dire questo: i controlli, anche quelli fissi, soprattutto vengono posti in tratti stradali dove, diciamo, diventa un po' più pericoloso evidentemente l'ambito della velocità, ma non solo, se mi permette, anche l'ambito del controllo della velocità, perché parlare di una tangenziale, nell'ambito ad esempio del territorio comunale di Treviso noi abbiamo una tangenziale, ma c'è anche un altro ambito, ad esempio le autostrade, ci si dimentica o strade o comunque extraurbane principali, dove ci sono determinate velocità e rischi. E lì è bene che il controllo venga fatto in quella maniera, non tramite l'operatore. L'operatore potrà eventualmente intervenire, ma diciamo che diventa una cosa un po' più marginale. Capisce qual è la differenza? Sì. Cioè lo strumento, se possibile, sia lo strumento che la pattuglia, mettiamolo lo stesso. E attenzione, come ho detto prima, non si fa nessun agguato, ma come prevede la legge ormai da moltissimi anni, queste postazioni sono opportunamente segnalate per tempo, sono in maniera visibile, quindi contestare poi questa cosa diventa un pochettino... Perché non rispettavo il codice della strada, in quel momento ho paura perché o corro troppo, ho fatto un sorpasso azzardato. Esatto. Capite che delle volte dobbiamo anche renderci conto che siamo noi colpevoli e abbiamo paura perché c'è qualcosa che abbiamo fatto e lo sappiamo, che fa sì che poi questa pattuglia ci fermi e controlli giustamente. Certo. Un'altra cosa importante è questa variazione, anche qualcosa nel codice della strada, comandante. Cosa ci dice? Guardi, allora, nel codice della strada se ne sta parlando proprio in questi giorni. Sta succedendo questo. In pratica è al vaglio del Parlamento un disegno di legge che se arriverà alla fine di questo iter
di approvazione porterà a delle modifiche importanti appunto del codice della strada. Queste modifiche evidentemente in primis sono volute proprio per ridurre un po' il rischio che ogni giorno ci può essere nel percorrere le strade, quindi l'incidentalità stradale e in particolare alcuni atteggiamenti più di altri che possono diventare pericolosi in questo senso. Poi evidentemente ci sono anche altri ambiti che vengono toccati in questa prossima modifica. Io le posso dire che il Parlamento ha già approvato con la Camera dei Deputati il disegno di legge. Ora è già partita la navetta, ossia il tecnicismo esatto attraverso il quale viene trasferito il tutto al Senato, quindi come seconda Camera. Ci sono 2 passaggi. 2 passaggi, esattamente. Avrà la possibilità di valutare ulteriormente il testo arrivato loro dalla Camera dei Deputati ed eventualmente, se del caso, approvarlo così o apportare delle modifiche. Qualora vi fossero ulteriori modifiche dovrebbe ritornare poi alla Camera. Al di là di questo giochino non è per nulla un giochino, perché è il procedimento legislativo attraverso il quale tutti noi poi riusciamo ad avere delle leggi ben formate, statali, e ci dirà quale sarà il testo definitivo e approvato. Che verrà applicato. Esatto, poi. quindi adesso io posso soltanto accennare alcuni argomenti che molto probabilmente verranno toccati. Una premessa necessaria è di dire siamo in questa fase di questo iter, quindi quello che dirò dovrà essere poi rivisto in funzione di quello che sarà poi il testo definitivo approvato. Esatto. Allora, novità importanti quali saranno? Distrazione. Una delle cause principali degli incidenti stradali oggi è la distrazione. Non la strada, la distrazione. La distrazione e viene di fatto certificato dall'attività di rilevamento degli incidenti stradali che viene fatto ogni giorno da tutti gli operatori di polizia in campo, siano locali o siano statali. Il cellulare quindi, in primis. Il cellulare è evidentemente uno strumento che ognuno di noi ha in tasca a ogni momento e quindi anche in macchina durante la guida. E questo evidentemente è un fattore di distrazione molto molto importante. Dovremmo usare noi tutti i sistemi viva voce, però evidentemente capita che il telefono venga preso in mano anche per altre cose, non quindi solo per parlare, ma per mandare i classici messaggi di testo attraverso i social, eccetera. Siamo sempre più è sempre più pervasivo questo strumento nelle nostre mani e quindi quando siamo alla guida siamo purtroppo a volte distratti da questo. Cosa prevede il codice? La modifica che ha al vaglio sostanzialmente un inasprimento delle sanzioni. Un inasprimento delle sanzioni con una novità che prevede già dalla prima sanzione il ritiro della patente ai fini della sospensione. E nel caso di recidiva un'ulteriore sanzione chiaramente più alta con un periodo di ritiro, o meglio di sospensione, allungato. Quindi, cosa che oggi diciamo non c'è, già dalla prima sanzione io potrò vedermi applicato un ritiro della patente ai fini della sospensione. E che potrebbe andare da 15 giorni a 2 mesi nella prima ipotesi. Io ho avuto ospite, comandante, la vicepresidente dei morti sulle strade, sì, questa è certo, a livello nazionale, e lei non era d'accordo su questo limite, nel senso 2 mesi, 3 mesi. Se c'è un morto non ci dovrebbe essere per nessuno. Come loro insistevano molto sulla tolleranza zero sul bere, cioè sì, se tu guidi deve esserci come ci sono in varie parti d'Europa, eppure nel nostro paese non si riesce a fare questo, forse perché siamo nel territorio anche del vino, non lo so, però che si capisce bene che sarebbe anche un passo ulteriore in avanti. Secondo lei perché non si applica questo? Cioè, per carità, tu vai a divertirti, puoi fare quello che vuoi, però non puoi guidare, devi trovare un amico, un qualcuno, un parente, quello che vuoi, che si mette alla guida. Ecco, una volta a turno per turno. Ma perché non si riesce a capire l'importanza invece di zero alcol quando guidi?
Corretta osservazione, io ritengo che effettivamente possa essere il suggerimento migliore. In questo momento la legge prevede la possibilità di condurre un veicolo senza avere delle sanzioni a carico fino a pur avendo bevuto, purché non si superi un certo livello di alcol nel sangue. Qui viene stabilito attraverso una definizione di grammi per litro di presenza di alcol all'interno del sangue, che è 0,5. Io, se dovessi parlare ai miei figli o comunque in qualsiasi altro ambito, suggerirei a chiunque abbia intenzione di fare una serata di festa, perché nessuno vuole vietare questo, assolutamente, ma semplicemente lo si faccia tenendo presente che comunque l'alcol può essere un elemento che porta ad un'alterazione. E quindi il consiglio che do in ogni caso, mi sento di dare, è: tra tutti, chi si è deciso che si porrà alla guida, è bene che quella persona eviti di bere. E fine, al di là dello 0,5 grammi litro. Però va detto una cosa, già sono previste delimitazioni, cioè andando un po' incontro a quello che diceva lei, sono già oggi previsti dei limiti stringenti, o meglio, è previsto lo 0 assoluto per alcune categorie, in particolare per i neopatentati e per gli autisti professionali. Riguardo appunto a quello che accennavamo alle modifiche del codice della strada in corso, è proprio previsto anche qui un ulteriore inasprimento. Cosa prevede in sostanza la modifica? Prevede che nel caso una persona sia stata condannata per una guida in stato di ebbrezza, avrà la possibilità di un periodo, oltre alla sospensione della patente che già era prevista, la decurtazione di 10 punti, tutto già previsto, c'è la possibilità di avere un periodo di, nel momento in cui ritornerà ad avere la patente, un periodo di limitazione di velocità, non di velocità ma di alcol, ossia di alcol. Anche per queste persone, io per esempio metto la guida, vengo condannato per quello che ho fatto, nel momento in cui mi verrà riconsegnata la patente mi verrà riconsegnata con una limitazione che sarà di 2 anni nell'ambito penale, ovviamente, perché parlavo di persone condannate, okay? E quindi si è superato lo 0,8 grammi litro di alcol per 2 anni, oppure anche per 3 anni, ok? Quindi una limitazione che si prevede proprio per cui una seconda volta, se io vengo sottoposto ad un controllo e vengo trovato con 0,1 grammi litro, significa che io ho bevuto dell'alcol. Io non lo dovrò più bere per 2 anni o 3 anni. Questo limite potrebbe essere addirittura aumentato qualora la commissione medica patenti ritenga che quel soggetto abbia necessità di un periodo diverso e quindi magari più ampio. Quindi è sicuramente anche questo un elemento, un passo in avanti che si è fatto per mettere sicurezza e mettere in sicurezza noi stessi. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto appunto questo uomo, questo papà, il papà di Valentino, che ha detto c'è troppa superficialità purtroppo quando ci si mette al volante della macchina. Andiamo a sentire cosa ha detto questo papà, ecco, su questa intervista che è stata fatta. Guarda che ce l'hai. Testimonianza tratto maledetto. Tanti dicono tratto maledetto, io non dico tratto maledetto, non voglio dire questa parola nei confronti, è un tratto dove la gente guida come in tanti altri e non è attenta. C'è la distrazione. Giacomino Polato abita a Romanziol e conosce bene questo tratto di A4 tra Veneto e Friuli. Per 20 anni qui ha lavorato con l'Automobile Club, quando ancora il servizio era centralizzato. Dal suo mezzo per il soccorso stradale, nei decenni, Giacomino ne ha viste di tutti i colori. Prima dei cellulari c'era chi alla guida leggeva i giornali. Poi cosa è successo? Sono arrivate le prime televisioni. Poi ci mancherebbe altro di non vedere la partita mentre si guida il camion, la partita di calcio, importantissima quella. Poi le televisioni, cellulari, tablet e quant'altro. Quindi la gente ormai, invece che guidare
guarda gli uccellini, i passerotti, sono bellissimi da vedere, ma lasciamoli al loro posto e voi rimanete al vostro posto di guida con tutte le cose dovute del codice della strada. A essere maledette quindi sono anche le distrazioni come quella che 3 anni fa, era il 9 luglio 2021, forse è stata fatale a suo figlio Valentino, 32 anni appena, dipendente di una ditta di San Biagio di Callalta, l'incidente a Caposile. Mari ha spostato l'autoradio, la frequenza dell'autoradio o il climatizzatore, visto che era a luglio in caldo. Quel secondo che sposti l'occhio, ecco che già succede il patatrac, la distrazione. Purtroppo, mio malgrado, come dicevo sempre, non vorrei mai essere nei panni degli agenti della polizia stradale o carabinieri o chi per essi che andavano a suonare il campanello a casa per avvisare. Purtroppo quella mattina del 9 giugno del 2021, purtroppo alle 8 è successo a me. Dal dolore all'impegno con Aspasso Convale, realtà che raccoglie fondi per i figli delle vittime della strada, anche Valentino era padre, il suo bimbo oggi ha 7 anni. Da papà, nonno, ex lavoratore del soccorso stradale, Giacomino si rivolge soprattutto ai giovani. Ragazzi, guidate con prudenza, come dicono tanti esperti. Tutti, lo dico in dialetto, tutti se beve la nostra bottiglia di birra o bottiglia di vino, ma uno a settimana si sacrifica, non beve e guida e porta a casa gli altri, tutto là. Non è un sacrificarsi, è un vivere tranquilli e divertirsi. Quindi prudenza, prudenza e prudenza, ragazzi. La vita è una sola, godetevela nel migliore dei modi finché riuscite, perché poi vedete cosa succede. Allora salutiamo anche Giacomino Polato e mamma Gina, i genitori di Valentino che non c'è più, che ha lasciato questo bambino che adesso ha 7 anni. Come dice il papà, chissà cosa ha fatto in quell'attimo là, questo papà che si rende conto dell'importanza di mettersi alla guida in maniera sicura. Sì, è vero l'alcol, ma io sono convinta anche, comandante Antonello, della velocità. Ecco, sappiamo benissimo come anche a 50 all'ora se tu cozzi contro un corpo contundente, quei 50 all'ora sono molto più di 50 all'ora e ti puoi fare tanto male. E qua i 50 all'ora sembra che siano i 10 all'ora, come si fa ad andare a 50? Non ne parliamo di 30 all'ora, non ne parliamo, proprio impossibile, dicono. Ecco, dopo aver sentito queste parole di Giacomino Polato, che ringrazio anche per aver lasciato questa intervista, stava parlando di suo figlio, la distrazione del figlio, come si sente di commentare? Sono testimonianze queste che dovrebbero essere viste e riviste da tutte le persone che evidentemente ogni giorno hanno la possibilità di utilizzare un veicolo e mettersi per strada. Sono testimonianze secondo me che fanno molto bene anche in ambito di prevenzione, parlando con i ragazzi, con i giovani. È una cosa che riteniamo molto utile fare e ci fa piacere fare, per cui siamo molto impegnati e portare questo genere di testimonianze anche ai giovani, che saranno i prossimi adulti a evidentemente occupare con un veicolo un tratto stradale, evidentemente potrebbe essere... È fondamentale. Sì, la certo. Responsabilità. Certo. Abbiamo Giuseppe da Villorba. Ciao Giuseppe. Buongiorno signora Mirella e buongiorno il comandante. Prego Giuseppe. Sì, allora volevo dire, ma faccio una domanda, me la faccio io, ma la patente... per ottenere la patente in Italia, ma è unica o quanti tipi di patente ci sono, cioè come conduzione, come per la strada, ma è unica o ognuno ha una patente a sé? Io penso che ognuno ha una patente a sé. L'altro giorno sono in autostrada qui, io viaggiavo a 120, ho una Panda, sapete, non mica... Io viaggiavo a 120, le macchine mi passano via che io sembro fermo, ma non c'è la velocità massima a 130 all'ora. Nessuno controlla. Adesso sono andato giù a Fontane, tutti conoscono il centro, siamo 2 macchine, io dietro, normale, 50 all'ora, perché piano piano siamo in pieno centro abitato,
e si passa uno, via, veloce, è andato a 80, 90, 100, sono passati. E poi quando arrivo al semaforo della strada ovest, dove lo trovo, e lì fermo che aspetta il turno anche lui. Ma però viaggiava in centro abitato 80, 90. Allora ha ragione quell'uomo che ha parlato prima. Quale strada è pericolosa? Il comportamento della gente, per me e poi tutto quello che non mi viene in mente, guidano col telefono maledetto sugli occhi. Una volta ho visto un camionista, leggevo il giornale e aveva anche il telefono in mano. E allora, dove andiamo a finire? Per forza succedono 4, 5 poi scontri, insaccamenti in autostrada, eccetera, eccetera. Secondo me bisognerebbe a parte anche chi guida ubriaco, non so, ma deve essere anche un ubriaco abbastanza forte, che guida ancora meglio di quella gente là che non è ubriaca. Secondo me. È ora di finirla qua in Italia. Bisogna, secondo me, chi fa un danno che reca male, addirittura ammazza qualche persona per sua colpa perché è stato distratto, ritirare la patente e inviarlo di nuovo a fare l'autoscuola in corso completo per prendere la patente. Basta. Qualcosa bisogna pure decidere. Non si può via le rotonde. Adesso ho molato il volante sempre in strada ovest, una signora gira senza freccia, le frecce sono degli indiani, dice la Mirella, le frecce sono degli indiani, non nostre, non nelle macchine. Degli indiani, esatto. Le case, tutte le case automobilistiche facciano manco mettere le frecce sulle macchine, risparmiano sulla costruzione, no? Risparmiano sulla costruzione. Grazie, buongiorno. Grazie caro Giuseppe, in effetti quello che dice Giuseppe è quello che vediamo anche noi, molti di noi, però quello che rammarica, comandante, è che c'è poco rispetto per l'altro, non c'è niente da fare, questo è il problema, perché se uno si rendesse veramente bene conto di quello che comporta questa velocità superiore al codice della strada, che ci sono questi cartelli dappertutto, cioè è veramente una cosa allucinante, macchine sempre più potenti, strade sempre più pericolose e guida molto superficiale. Però a proposito di quello che ha detto anche Giuseppe, di queste guide, anche di questi camion, di questi tiri, ma perché si è tolta quella legge, che c'era questa normativa tanti anni fa, vi ricordate, che dovevano andare tutti in fila indiana a una velocità, tutti uguali, poi la lobby, le lobby, perché siccome ricomandano le lobby, ecco, ha vinto anche su questo e noi vediamo cosa succede, specialmente nelle autostrade, su quel tratto maledetto, ma perché ci sono i sorpassi, comandante, questo è il grande problema, fanno a gara chi riesce a sorpassare, si sorpassano tra di loro proprio anche in tratti molto pericolosi e a velocità molto elevate. Prego. Allora, fortunatamente la normativa in questo senso, per quanto riguarda l'autotrasporto, ha imposto dei limiti di velocità attraverso dei limitatori di velocità, cioè degli strumenti che installati a bordo di ognuno di questi veicoli, che vengono verificati annualmente, poi non consentono di superare determinati limiti. Questo fa sì che molto spesso appunto si veda l'incolonnamento di cui comunque ha fatto accenno a lei. È vero che poi qualcuno di questi veicoli ogni tanto cerca magari di superare occupando la corsia libera, si spera, per il sorpasso. Il problema sa qual è? Che il tempo dedicato al sorpasso, in cui avviene il sorpasso di uno di questi veicoli, è molto spesso lunghissimo, perché la differenza di velocità è minima. Cioè, se il limitatore pone 80 e quella persona magari stava facendo 75 o 78, chi poi lo vuole superare a un veicolo simile non può superare gli 80, quindi farà un sorpasso a pochi chilometri all'ora in più. Ed ecco il motivo per cui a volte nelle strade in cui, mi viene in mente l'autostrada, classico, si vedono questi autocarri, a volte di dimensioni molto importanti, che si mettono e non riescono, sembra che non riescano a superare l'altro. In realtà è proprio perché c'è diciamo una differenza di velocità dovuta a questa limitazione che è minima.
chi viene sorpassato non molla, chi sta sorpassando mette al massimo la tavoletta, però più di quella velocità non va, per fortuna voglio dire, certo, per fortuna, però alla fine succede che questi bisonti sulla strada a volte impegnino la strada a lungo facendo rimanere magari le macchine dietro, e cosa succede poi? E tutti cominciano a spazientirsi e può succedere quindi che da questa situazione si inneschino altre, per come cui abbiamo visto nel fine appena possibile settimana si cerca di sorpassare. 6 incidenti in un giorno, una roba veramente allucinante. Abbiamo Luciano da Desenzano, poi andiamo in pubblicità. Vai Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno vicecomandante. Buongiorno. Ti do la notizia, stamattina ho sentito qua a Brescia hanno preso migliaia di persone che prendevano la patente dell'autotreno senza fare l'esame, tra parentesi. Comandante, io ho 78 anni a ottobre, ho 59 anni di patenti, il signore che ha telefonato prima ha detto tutte cose giuste. Per esempio, dopo Mirella mi lasci dire per la revisione delle patenti, ma c'è il multa nuova prima del paese, diciamo, no? Ma io qualche giorno fa ero qua in bicicletta, qua a 1 chilometro, sulla strada Sirmione Desenzano, 2 Ferrari Mirella hanno fatto 2 sorpassi a 120, non ha fatto pericolo grande perché di là non veniva nessuno, tra parentesi, no? Eccola, mettiamo che c'era il Multanova 1 chilometro prima, quelli lì non li prendi, cosa ci vorrebbe? Il tachigrafo, come hanno gli autotreni da 40 anni, tra parentesi. 2, io, siccome in 2 esami a Mantova, a 18 anni e 6 mesi avevo 3 patenti, la B e C e D, col secondo esame, e ogni 4 anni facevo l'esame, Mirella, ogni 4 anni finché ho tolto le patenti a 65 anni, che non mi servono più, ho solo la B. Niente, ho fatto l'ultima 5 anni, mancava 1 mese ai 70, no? E dopo ho fatto 3 anni che mi scadono adesso a settembre, ma io mi ricordo quando andavo a fare l'esame già 30 anni fa, 40 anni fa, per rinnovare le patenti, ci facevano un piccolo esame almeno, che si accendeva lo stop e tu dovevi schiacciare. Non fanno niente, dovrebbero fare un po' di esami. Quando ritirano per multe gravi le patenti, le fanno già, penso. Ma tante persone anche giovani, non solo gli anziani, dovrebbero fare un po' di esame, secondo il mio modesto parere, perché anche per malattie, c'è gente malata che prende delle medicine, c'è gente malata un po' di testa, vediamo che danno fanno. Io, comandante, l'ultima, Mirella, io vi dico la verità, ho fatto l'autista d'autotreno dai 24 ai 40, poi da ambulanza, che sono andato in pensione, ma io ho sempre bevuto di più del 0,5, ma ho la coscienza, sono una persona molto stupenda, tra parentesi, di animo, e non ho mai fatto neanche il minimo incidente. Vi saluto, buongiorno a tutti, grazie. Grazie caro Luciano. Luciano si fa anche i complimenti da solo, se la fa e se la gode e fa bene, perché dice fino adesso ho cercato di comportarmi sempre correttamente e non ho avuto un incidente, ma sei stato anche molto fortunato, perché delle volte tu puoi andare piano quello che vuoi, ma se trovi l'imbecille ne basta uno, non è che dobbiamo trovarne tantissimi. Come vuole commentare, poi andiamo in pubblicità. Il componente fortuna che ha accennato poc'anzi il telespettatore ci sta, però non possiamo fidarci a quello, quindi è meglio semplicemente adottare dei comportamenti virtuosi fin da subito. Quello con cui ha chiuso, cioè io ho sempre bevuto magari anche oltre il limite consentito, mi permetto, come dicevo prima, di sconsigliarlo, assolutamente, perché non va bene. Sono d'accordo. Grazie, allora andiamo in pubblicità. I numeri che tra poco passeremo in rassegna
rappresentano solo in parte l'impegno che quotidianamente viene profuso dal personale della polizia locale per garantire sempre una maggiore sicurezza, come tema coniugato a 360 gradi, da quella urbana a quella stradale, dalla vivibilità delle nostre strade e piazze fino alla formazione dei giovani al rispetto delle regole e della civiltà. Gli interventi gestiti dalla centrale operativa sono stati complessivamente 39.000, con una media di 106 interventi giornalieri gestiti dagli operatori della centrale e dunque dal personale sul territorio. 37.000 sono state le chiamate telefoniche processate, 200 le pratiche inerenti, i trattamenti sanitari obbligatori e 5.200 le ore dedicate alla visione live dei sistemi di videosorveglianza territoriale in supporto alle pattuglie per analisi di eventi e la ricostruzione di ben 165 incidenti stradali. Ed in tema di infortunistica stradale, i nostri nuclei hanno rilevato 430 incidenti, di cui uno mortale e 284 con lesioni e con un numero di feriti pari a 344. L'unità operativa sicurezza stradale ha garantito il pattugliamento delle nostre strade percorrendo oltre 50.000 chilometri, gestendo oltre 6.100 interventi e operando il controllo su oltre 15.000 veicoli e conducenti. Notevole la partecipazione delle scuole al progetto Buona la Prima, promosso dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, che ha visto la realizzazione da parte degli studenti delle secondarie di un filmato promozionale sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali causati dall'uso di alcol o di droghe alla guida. Mentre in tema di educazione stradale il gruppo di lavoro ha svolto 147 ore di docenza coinvolgendo 1702 studenti delle scuole secondarie e avviando 120 ore di tutoraggio presso il comando di polizia locale. L'unità operativa pronto intervento ha rilevato oltre 200 sinistri e controllato oltre 7.600 persone sia nelle periferie che nelle zone del centro storico, operando numerosi controlli anti-accattonaggio e comminando 70 sanzioni per consumo di alcol in località vietate. Sono state eseguite 35 operazioni ad alto impatto con l'ausilio dell'unità cinofila e del nucleo di polizia giudiziaria, nucleo che ha operato 5 arresti, denunciato 183 persone, con 75 soggetti fotosegnalati. Il nucleo sicurezza urbana ha inoltre identificato circa 400 soggetti, emanando 72 ordini di allontanamento e comminando 120 violazioni con 30 sequestri. Nell'ambito dei controlli operati dal nucleo antidegrado sono stati eseguiti 670 sopralluoghi con 202 sanzioni accertate a carico di ecovandali e che ha visto impegnati gli operatori in oltre 1.100 ore di visioni immagini di videosorveglianza. Finalmente vediamo dei numeri importanti, riusciamo a capire cosa fa la Polizia Municipale non solo di Treviso. Avete visto le ore, gli interventi, perché diamo i numeri, perché molti di noi ormai stanno dando i numeri con il loro comportamento scorretto. Prego, Comandante Antonello. No, il video che ci ha preceduto appunto consente di dare, come ha detto lei, una panoramica molto sintetica ma eloquente di quelle che sono le attività che quotidianamente ci vedono impegnati sul territorio. Quindi a volte c'è una scarsa percezione, o c'è il rischio che ci sia una scarsa percezione di questo genere di attività, anche perché non ne parliamo tutti i giorni evidentemente, però ci piace poter dare anche la possibilità a volte di commentare. A noi cittadini anche capire come lavorate. Andiamo a vedere anche la seconda parte, andiamo a vedere la rendicontazione seconda parte.
Anche le attività dei nuclei di prossimità hanno garantito presenza costante nelle periferie, con attività che hanno visto impegnati gli operatori in 717 sopralluoghi in aree degradate, 311 per rifiuti abbandonati, 142 per controllo sulla tenuta degli animali e 2130 altre attività varie. Il nucleo, appartenente al laboratorio analisi documentale, ha eseguito perizie su 95 documenti vari, identificando come falsi il 95% dei documenti sottoposti ad analisi, perizie richieste sia dalla Procura di Treviso che da altri organi di polizia. In tema di polizia giudiziaria, le attività hanno visto l'apertura di 183 fascicoli per persone indagate, 3 arresti e l'attivazione di 6 codici rossi. Spicca il numero di sequestri di sostanze stupefacenti, pari a oltre 600 grammi per 103 sequestri complessivi. L'attività del nucleo piloti droni ha visto il rilievo di 15 incidenti stradali e 25 rilievi su aree degradate per un totale di 110 ore di volo e 73 ore dedicate ai corsi di formazione, svolti in collaborazione con l'aeronautica militare. In tema di sanzioni per violazioni al codice della strada è stato dato un forte impulso al controllo dei veicoli circolanti, privi di revisione tecnica periodica e di copertura assicurativa, individuandone rispettivamente 1988 e 274. Abbiamo in linea Pietro. Ciao Pietro. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al vicecomandante Antonello perché in Italia ci sono così tanti corpi di polizia diversi. Basta così, Pietro? Basta così, grazie. Grazie a te, Pietro. Prego, comandante. Allora, perché sono così tanti? Evidentemente sono questioni storiche. Faccio solo un esempio, la polizia locale di Treviso, passando per altri tipi di nomi e titoli, arriva fino alle guardie comunali, quindi dalla polizia municipale, i vigili urbani, alle guardie comunali, risalgono addirittura al 1871. Quindi siamo oltre i 150 anni dalla fondazione del Corpo di Polizia Locale di Treviso, ma noi ci occupiamo di ambito locale e poi ci sono le forze di polizia statali che conosciamo tutti, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, che lavorano in un ambito territoriale più ampio e di fondazione evidentemente, anche se molto, se non vado errato, i Carabinieri risalgono addirittura come anno di fondazione al 1814, la Polizia di Stato, che era di pubblica sicurezza, risale anch'essa al 1800, dopo i Carabinieri, ma poco più, insomma, la Guardia di Finanza uguale, eccetera. Quindi il perché evidentemente sono questioni storiche. Ora, va detto una cosa, la Polizia Locale oramai da diversi anni si occupa pressoché delle stesse cose che, come avete visto anche dai numeri e dalle definizioni delle nostre attività. Ti ringraziamo di averli portati e di averli fatti vedere, perché noi abbiamo bisogno anche di vedere i numeri. Si occupa delle stesse cose e delle stesse attività che svolgono anche gli organi di polizia statale. Abbiamo nell'ambito delle differenze operative sono soprattutto queste. La polizia locale si occupa di un ambito territoriale ben definito, che di solito è l'ambito territoriale di un comune di appartenenza oppure di più comuni qualora ci fossero delle forme associative. Invece le polizie, le forze di polizia si occupano nell'ambito statale. E più ci sono delle differenze che riguardano l'inquadramento, alcuni sono, ad esempio i Carabinieri sono ordinamento militare, la Polizia di Stato ordinamento civile, uguale militare anche come ordinamento la Guardia di Finanza, la Penitenziaria anch'essa civile. Tutti questi corpi di polizia dello Stato
mi verrebbe da dire ci siamo anche noi nelle corpi di polizia di Stato, dello Stato, perché siamo anche noi cioè siamo nell'ambito del pubblico. Pubblico ufficiale? Assolutamente sì. Però le forze di polizia, diciamo, di Stato che si occupano del territorio statale sono inquadrate da una legge, la 121 dell'81, mentre la polizia locale da un'altra legge, la legge 65 dell'86. Oramai quello che voglio dire è bisogna che passi un po' il concetto che la polizia locale appunto fa le stesse cose. Ancora esistono delle differenze nell'ambito del riconoscimento, va detto, consentitemi di accennare questa cosa, quindi se ne sta parlando evidentemente sempre di più a livello anche di sedi istituzionali, dove si stanno prendendo in considerazione alcune riforme per la polizia locale, anche al fine di ottenere gli stessi ambiti di riconoscimento e tutele che oggi al momento ancora fatichiamo ad avere. Infatti Pietro è stato molto chiaro e ha fatto bene a fare questa domanda. Forse, comandante, ecco, si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che avevamo la polizia stradale una volta e noi avevamo anche piacere di vederla, e questo era anche un incentivo a non correre, perché potevi trovarla in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Non si riesce a capire perché quando una cosa funziona nel nostro paese la tolgono, ecco, mentre sarebbe stata anche per voi di supporto, non so, la polizia forestale sono diventati carabinieri, ci hanno fatto un qualcosa che forse, se qualcuno usava più il buonsenso e lasciava le cose come stanno, ognuno nel proprio ruolo, ma come aggregazione, come aiuto, ad esempio polizia stradale, polizia municipale, forze dell'ordine, vedere come e quando, forse ci troveremo molto meglio. C'è qualcosa che veramente nel nostro paese non riusciamo a capire chi decide cosa, perché alla fine poi ci ritroviamo in queste situazioni e con questi organici che sono sempre al di sotto. Cioè, pensate quante strade abbiamo e ogni cittadino avrebbe piacere di vedere, ecco, la forza dell'ordine vicino alla propria abitazione. Questo non sarà mai possibile, perché, come capite, è impossibile. Per quello dice ci vogliono anche degli strumenti come gli autovelox, perciò va bene l'autovelox omologato, dico io, perché anche qua c'è tutta una parabola, e la pattuglia. Abbiamo Maria da Bovolenta, vai Maria. Ciao, ciao Mirella, e un buongiorno anche al comandante. Buongiorno. E allora Mirella, io devo dire, comandante, che la settimana scorsa sono andata a Capo San Piero da mia comare, e che sono stata invitata, era di giorno, e devo fare la tangenziale che dopo dai fuori a Capo San Piero. Ecco, bene, c'è stato un momento, passato diversi chilometri, e sa il comandante che sulla destra, quando si va a andare verso Padova, che che vengono fuori, insomma, questo qui, un furgoncino, doveva darci la precedenza a noi che andavamo su. Bene, è venuto fuori sparato, mio marito ha frenato di colpo e la macchina momenti, per fortuna quella dietro, poi dopo c'è tamponamenti a catena. Voleva avere ragione, io ho tirato giù il finestrino, le ho detto: ma dove volevi andare, tu cretino che non sei altro? Voleva avere, che se vai, hai detto, sì. Stavo prendendo la targa, ma è fuggito come un disgraziato. Voglio dire, sono loro proprio che fanno gli incidenti così, perché mio marito rispetta, sulla tangenziale c'è 70, c'è 50, 60, c'è anche 90. Mio marito rispetta queste regole, tanti suonano di dietro perché hanno fretta da passare. Vedete, comandante, anche i camion hanno 80 all'ora e vanno a 100. Mi fa ridere proprio queste cose qua, guarda, veramente. La polizia stradale che mi piaceva in moto non c'è più, ecco, e c'è quando c'è, comandante, mi dispiace, guarda, nessuno aspetta le regole e dopo si lamentano che prendono le multe, magari al doppio. Ecco, sono d'accordo con quelle della legge e basta. Buongiorno, ciao Mirella, buongiorno comandante.
Ecco, sentiamo anche questo appello che è stato fatto proprio su questa terza corsia, su questi lavori che non finiscono mai. Andiamo a vedere questo appello e poi salutiamo anche il comandante Antonello. I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso qualcuno potrebbe dire miracolo non hanno provocato vittime. I primi 2 verso le 8 tra San Stino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un camion che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10 il più grave all'altezza di Noventa di Piave, con un maxi tamponamento tra tir in direzione Trieste. 2 i feriti, sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, tra San Donà di Piave e Cessalto a cavallo tra Veneziano e Marca il caos, così all'incrocio di Cassagra dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante. Alle 13, quarto incidente a Meolo, con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura, ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16 tra San Stino e il nodo di Portogruaro, con un ferito lieve, ed è da questo angolo di Veneto orientale, a ridosso con il Friuli, che parte un appello ai governatori Zaia e Federica. Io penso sempre che sia la Regione a dover coordinare questa sviluppo, no? È lei l'ente preposto e lei sono le 2 regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi. Hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada, diventa un tratto della morte purtroppo. Allora, comandante Antonello, come ci saluta, come commenta questo ultimo video, queste interviste, queste persone di buon senso che vivono la quotidianità con la pericolosità e la non sicurezza? Perché avete sentito cosa hanno detto, prego. Sono situazioni reali, purtroppo, che devono far pensare, ognuno di noi deve riflettere e cercare di rispettare di più le regole. Siamo partiti da questo concetto. Ecco, faccia anche lei l'appello, comandante. Siamo partiti allora. da questo concetto. Sembra una banalità, ma non lo è affatto. Le regole ci sono, esistono. Basterebbe il rispetto di queste e evidentemente potremo auspicare, attendere a una riduzione importante dell'incidentalità, visto che stiamo parlando adesso in questo specifico frangente della strada, e quindi di conseguenza delle vittime, che possono essere vittime quindi solo lesioni, ma vittime anche vere e proprie, dove alcune persone purtroppo perdono la vita. E quindi attenzione, rispettare le regole e cercare eventualmente di porre in atto quei comportamenti virtuosi che a volte possono essere dettati anche semplicemente dal buon senso, come ad esempio quello che dicevo io, so che posso bere un tot, ma perché rischiare? Il consiglio è evitate di farlo. E se vedo il cartello, comunque di mettervi alla guida con in sicurezza. E se vedo il cartello, rispettiamo i codici della strada e vedrete che molti incidenti non ci saranno, perché veramente il rispetto di tutti farà sì che questo avvenga. Speriamo, dobbiamo fare comunità anche in questo. Grazie a Patrick Antonello, vice comandante della Polizia Locale di Treviso, di essere stato con noi. Grazie, pubblicità. Grazie a voi. Saluto altri 2 graditi ospiti. Abbiamo in presenza Ezio Marchioni, vicepresidente FIAB Libera alla Bici di Conegliano, che è qui con noi. Vediamo se è arrivata anche Sara Simeonato, referente Plastic Free di Treviso. Eccola qua anche Sara. Ciao Sara, piacere di vederti. Ciao.
tante cose anche Sara ci racconterà. Ecco, questa ragazza che con tanti volontari sta cercando di dare risposte alla comunità, stanno facendo comunità per tenere pulito l'ambiente, il territorio, soprattutto un'educazione civica molto importante. Però partirei proprio da Ezio Marchioni, vicepresidente FIAB Conegliano Libera la Bici, perché fino adesso abbiamo parlato con il comandante Patrick Antonello della Polizia Locale di Treviso di sicurezza nelle strade, che riguardava moltissimo i camion, questi bisonti della strada, le macchine, ma vogliamo parlare anche di biciclette, vogliamo parlare anche di ciclisti, vogliamo parlare anche di pedoni, perché qua ognuno si fa le proprie regole, eppure le regole ci sono anche per i ciclisti, per i pedoni, per tutti. Ecco, Ezio, cosa vedi? Ci diamo del tuo Ezio naturalmente. Cosa vedi quando ti metti sulla strada con questa bicicletta? Poi vediamo se riusciamo a inquadrare, ecco, perché è una novità anche. Prego Ezio, raccontaci un po' perché questa passione. Eccola qua la bicicletta che ha portato Ezio. Quella è la bicicletta che l'anno scorso anche usavo per andare all'università, perché è una cosa che non tante persone sanno, c'è questa possibilità di portarsela gratuitamente in treno ed è uno strumento, un mezzo strepitoso per l'intermodalità, cioè con una bicicletta pieghevole il treno puoi andare davvero ovunque tu voglia, come ho fatto durante questi anni, ho girato davvero mezza Italia e sono davvero felice per questo, e appunto anche girando mezza Italia diciamo che ne ho viste di tutti i colori sicuramente, però ecco, purtroppo, ma anche comprensibilmente, si tende a parlare di categorie, no? Si dice gli automobilisti, ciclisti, pedoni. In fin dei conti siamo tutti quanti utenti della strada, utenti dello spazio pubblico per eccellenza che domina le nostre città, e dobbiamo tutti quanti avere reciproco rispetto l'un per l'altro, e di buona ispirazione sarebbe il nuovo principio di base del codice della strada inglese, per esempio, che sicuramente reciproco rispetto, però più potenza si ha, più responsabilità si ha, quindi sicuramente il rispetto delle regole deve essere equo tra tutti gli utenti, però è anche chiaro che purtroppo quando ci si mette alla guida di un mezzo più pesante si ha la capacità di fare davvero decisamente più danni rispetto a chi non vi è. Uno in bicicletta, una persona in bicicletta fa fatica insomma a recare danno alle altre persone. Vedendo le statistiche, infatti, quello che vediamo è che nella provincia di Treviso in particolar modo negli ultimi anni le persone in bicicletta non sono andate a stagnare le morti, ma addirittura in aumento negli ultimi anni, e stessa cosa per le persone che si muovono a piedi. Le persone che si muovono in automobile, pressoché anche loro sono rimasti gli stessi numeri, in un lento calo, però le persone che vanno in bicicletta negli ultimi anni davvero i numeri stanno aumentando e sono talvolta tragici, perché non è tanto sotto il loro controllo purtroppo. Quindi sicuramente poi c'è l'immagine del ciclista che occupa la strada, che fa i grupponi, ma anche quella è un po' una pratica di, come si dice, autodifesa, no? Purtroppo molte persone sono arrivate a far quello proprio per autodifesa, una cosa che non esattamente io scuso, diciamo, però purtroppo appunto molte volte nelle nostre strade bisogna davvero sopravvivere, cercare di sopravvivere. Però è anche vero che noi vediamo le piste ciclabili, perché prima abbiamo parlato di automobilisti, giustamente dobbiamo parlare di persone, perché siamo tutte persone che dovrebbero avere rispetto dell'altro quando escono di casa, però non è che molte persone rispettino. C'è la pista ciclabile e tu vedi la persona in bicicletta che corre a fianco della pista ciclabile, e soprattutto li vedo anche con molti ciclisti che conoscono bene le regole. Non riesco a capire perché forse il manto stradale è più liscio, è più facile da percorrere che non sulla pista
ciclabile, però se è stata fatta tu dovresti correre sulla pista ciclabile, perciò vuol dire che ognuno si fa le proprie regole, questa è la verità. Nelle strisce pedonali voi guardate quante persone attraversano queste strisce pedonali a piedi, non con la bicicletta a fianco, tutti sopra la bicicletta, cioè ci sono le regole che non si rispettano. Ma perché? Tu che hai girato anche molto l'Italia, anche l'Europa, io penso, Ezio, qui da noi si fa fatica a rispettare le regole, cioè proprio noi incolpiamo il camionista e però ognuno di noi fa la propria parte per non rispettare le regole quando esce. È un problema culturale, cosa vuoi dire? Poi sentiamo anche Sara Simeonato. Questo non mi sentirei di accusare un problema culturale, però se c'è una cosa che è sicura è che purtroppo il codice della strada italiano è a tratti di difficile interpretazione, molte volte ambiguo. Per esempio, l'attraversamento sulle strisce pedonali si può fare in bicicletta, non si ha la precedenza, quindi uno non può giustamente pretendere di buttarsi e passare. Di buttarsi, che poi anche lì è un altro discorso, perché molte delle volte una persona non si butta sulle strisce ma semplicemente non si poteva vedere per via magari di autoveicoli parcheggiati dinanzi alle strisce o altri ostacoli visivi. Però sì, appunto in bicicletta si può attraversare in sella sulle strisce, semplicemente non si ha la precedenza, oppure anche della persona in bici che preferisce percorrere in strada piuttosto che nella pista. Ecco, questo è una cosa che è sicuramente molto comune dalle nostre parti, ma principalmente perché tutte queste infrastrutture ciclabili a un certo punto finiscono. Tu arrivi in un centro abitato e ti sbatti contro un muro perché non continuano, non c'è una connessione tra i vari itinerari e quindi giustamente la persona che in bicicletta si allena fa grandi tragitti, decine, centinaia di chilometri talvolta, a una certa si stufa anche magari. E poi sicuramente un problema è la manutenzione degli itinerari, dei percorsi ciclabili, che comunque nella nostra provincia sono quasi sempre percorsi pedonali a cui è ammesso il transito delle biciclette, perché sono le famose ciclopedonali. Esatto. E quindi queste tecnicamente, appunto, secondo il codice della strada, non sono obbligatorie al transito per le persone in bicicletta. Poi anche perché, appunto, giustamente sono dei marciapiedi, io li chiamo glorificati, no? Perché purtroppo quando vengono anche realizzati in città sono quelle poche situazioni in cui una persona in bicicletta può effettivamente recare danno a qualcuno, perché puoi andare a scontrarti addosso alle persone. Abbiamo Mirella da Riese, poi continuiamo. Ciao Mirella. Sì. Ciao a tutti e buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire anche delle biciclette, sì, perché a me è successo in bicicletta che io ero a piedi, un signore aveva il cane con un guinzaglio, il cane andava di qua di là e mi ha fatto cadere il cane. E il padrone non si è fermato, mi ha lasciato là a terra, distesa. E per fortuna che c'era una persona che veniva a piedi e mi ha tirato su, perché facevo fatica a venire su. Entrai, spavento tutto assieme, e poi anche che c'è della gente che corre in bicicletta e con la testa in giù, che non vedono neanche le persone e facilmente vanno addosso a qualcuno. E delle volte anche sulle sabre che attraversano i pedoni malamente e passano macchine e fanno fatica a fermarsi perché la gente è sbadata. È vero Mirella, per non parlare delle cuffiette, in bicicletta con le cuffiette, perché parliamo anche di questi comportamenti. Eppure sono ragazzi che vanno a scuola, Ezio, sono ragazzi che dovrebbero rispettare anche loro queste regole per il rispetto del prossimo, e invece chi ne ha più ne metta. Cosa dici Sara? Come commenti, Sara Simeonato, tu invece che stai cercando di portare un supporto anche importante su quella che è l'educazione anche civica? Prego. Allora Mirella, io ti devo dire che sostanzialmente tante volte, sai, quando facciamo le uscite siamo a piedi e ci troviamo magari bordo strada con le macchine che ci sfrecciano a fianco e è successo più di qualche volta che correvano talmente forte da farci volar via il sacco con dentro le immondizie. Non c'è rispetto, hai ragione, su questa cosa non c'è rispetto, ma
se posso dire la mia, è anche vero che siamo in una società dove siamo sempre costantemente di corsa. Ci hanno un po' dato questa cosa da anni, nel senso che una volta non era così, c'era molto più il fatto di fare il proprio lavoro, finire, avere la famiglia. Adesso quelli della mia generazione, ad esempio, hanno i debiti, devono lavorare tanto per colmare i debiti, i figli a casa, non so dove metterlo, hanno i genitori. C'è proprio questa frenesia che secondo me ha portato anche a usare tanto di più la macchina rispetto alla bici, perché ci si è sempre di corsa. Una volta magari il posto di lavoro era più vicino a casa, adesso tante volte magari si fanno anche 40 km che in bici sarebbe molto più difficile, ci metti molto più tempo. E quindi diciamo che secondo me si è arrivati ad avere sempre il problema di essere in ritardo, di correre, di fare le cose di corsa, ecco, e questo non ha giovato di certo alla società. Fai conto che io delle volte a piedi con il cane vado a passeggiare per la strada e le macchine mi suonano dietro, mi urlano. Una volta è successo che sono anche fermate e mi hanno insultata perché stavo camminando e avendo il cane a fianco praticamente loro devono per forza rallentare, e quindi mi hanno anche insultata per questo. Secondo me è assurdo, però purtroppo si dovrebbe un po' tornare anche a usare la bici per evitare l'inquinamento. Noi sai che col discorso inquinamento ci lavoriamo tutti i giorni e vediamo tante cose. Io se vado a piedi in giro e penso anche, non mi ricordo il nome del signore che è lì con te. Ezio, io penso che anche Ezio andando in giro in bicicletta possa confermare che per terra c'è il disastro, dentro i fossi c'è di tutto e quindi noi quando andiamo e facciamo i fossi, per dirti io faccio i fossi anche qui vicino a casa mia, non serve che vado tanto distante, io abito a Quinto e io se esco in un'ora ho fatto già un sacco di immondizie, pieno di roba. Quindi... Hai capito prima, Sara, perché ho detto che culturalmente non ci siamo, anzi forse dobbiamo imparare più da questi bambini piccolini che vanno a scuola e che delle volte vedi che cercano di dire anche ai propri genitori: ma cosa stai facendo? Non va bene così. Guardate che veramente io sto osservando quell'importanza dell'insegnamento da piccoli, perché poi quando cresci con l'età, anche se sanno che sbagliano, ma siccome che gli esempi negativi li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, è facile iniziare a sbagliare, anche se magari volevi fare la tua parte. Dici: ma chi me lo fa fare? Guarda questo. E questi sono magari anche certi amministratori che dovrebbero comportarsi in maniera diversa e rispettare più anche quelle che sono le regole del gioco, che è il nostro ambiente. Ecco, che tutti quanti vorremmo che qualcuno rispettasse di più. Prego Ezio, come commenti le parole di Sara Simionato? Intanto la saluto, ciao Sara. Ciao. È vero, c'è tanta fretta e questo è un problema immenso perché nelle nostre città, ma in tutto il paese anche, ma in particolar modo nelle città, la prima causa di non incidentalità ma di violenza stradale, che la chiamiamo noi così, è la velocità. Maggior parte, il 23%, che è la prima causa in assoluto, di scontri dove una persona si fa male o muore sono a causa della velocità causata da questa eccessiva frenesia che sicuramente magari anche un po' qualcuno si prende all'ultimo, purtroppo anche magari influenzato dalle pubblicità che vediamo quando vogliamo comprare un autoveicolo, che vediamo queste automobili sfrecciare in città senza traffico, però poi la realtà dei fatti è che siamo imbottigliati, no? Poi vediamo quello che ci passa accanto in bicicletta e diciamo: oh, cavoli, che bello che sarebbe, no? Però tanta gente ha paura, giustamente. Ma perché ha paura? Perché c'è troppa fretta in strada e questo è un circolo vizioso, purtroppo. Però tante persone potrebbero utilizzare la bicicletta, sicuramente non tutti, ma
sicuramente più di quanti possano effettivamente utilizzare l'autoveicolo, perché sappiamo benissimo che è una grande spesa per molte famiglie, talvolta ammonta a un quarto, un quinto delle spese annuali per una famiglia, il sostenimento di un autoveicolo economico, insomma. Quindi perché siamo diventati pigri? Ma questo non lo vorrei dire, ma insomma... è più, non è la pigrizia, ma la scarsità di provvedere, di rendere fruibili le alternative, perché siamo reduci di un secolo ormai di investimenti quasi interamente dediti all'automotive, viene chiamato in inglese, quindi tutto ciò che concerne l'autovettura privata, che appunto abbiamo le piste quando vengono fatte che si interrompono all'ultimo, abbiamo questo problema della velocità che poi viene incentivata a volte a tratti, no? E volevo giusto dare un ultimo numeretto così, perché dico che tante persone potrebbero andare in bicicletta, perché secondo il report sulla mobilità degli italiani metà di tutti gli spostamenti sono sotto i 4 km, a volte anche sui 3 km, quindi sono davvero corti in fin dei conti, anche perché in bicicletta il tempo vola. Ci si diverte, è molto più bello, si respira aria, non sempre pulita, però insomma... Visto che siamo in Valpadana, ma insomma respiriamo tante altre cose. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, secondo me bisognerebbe dividere in tre tipologie diverse i biciclettari, i ciclisti. Prima quelli che va in giro in bici in città, no? Le persone di qualsiasi tipo, no? Queste persone qua rischia, perché quando va via in bicicletta intanto pedala nella loro città, quindi nel loro ambiente, quindi come dire si sente un attimino troppo sicuri perché appunto è per le loro strade, quindi che c'è un po' meno d'attenzione per un eccesso di sicurezza. E più anche se uno va in città in bicicletta perché va a fare la spesa in un posto o nell'altro, a volte una persona è sopra pensiero e quindi non sta attento a dove che va in bicicletta. Questo qua è il biciclettario della città che secondo me è il più pericoloso per se stesso. Poi è, come a caso mio, è il ciclista quello lento. Mi cerco sempre che sia ciclabili e giustamente come che diceva il tuo ospite lì, mi varia il sogno perché è vero, un comune fare ciclabili dal capoluogo fino alla frazione, perché fosse possibilità di collegare i ciclabili della frazione, l'altro comune e via parlando, per esempio mica varia è il sogno di andare da Conegliano fino a Sacile e fino a Pordenone, se che fosse possibilità di sapere che sia ciclabili collegare sarebbe un sogno. Quando che vado, che mi capita per forza di andare per una strada importante, sto attento non una volta ma 3 volte. E dopo che sei ciclista quello è amatoriale, sportivo, quello pure chi va via con la bici da corsa che in gruppo via parlando. Quelli lì secondo me è quelli che sta più attenti di tutti, giustamente perché corre e nei statali. E quando che capita qualcosa a quei ragazzi lì, per colpa loro, non perché gli va addosso, non è perché ne sta attenti, ma perché li azzarda. Cioè se loro arrivano in un punto stradale nel quale dovrebbe rallentare, per non rallentare e continuare a correre gli azzarda e a volte l'azzardo gli va a colpire. Ecco, secondo me, come dire, e chiudo, il ciclista turista lento e quello amatoriale veloce ha 2 bellezze diverse. Io ho fatto entrambi, attualmente so quello lento, no? Perché ormai è come che si vede la natura, i paesi, le case, le persone, le piazze, con turismo lento è solo quello, cioè andare, non so, da una città a un'altra o da un posto più sul dedo in montagna, andando via lentamente è uno spettacolo. Però è anche vero che qui che corre, partire come che mi capitava a me tanti anni fa, da Rovigo, arrivare a sera a Trieste o a Udine, dà una sensazione di forza, cioè una roba un po' epica quasi. E quello lo ha giustamente il suo ciclista amatoriale, quello veloce. Grazie, ciao. Grazie Vladimiro, sentiamo come commenta Ezio Marchioni questa telefonata di Vladimiro, tante cose belle, però c'è questa poca sicurezza e pericolosità purtroppo delle nostre strade. Vladimiro ha fatto un'osservazione stupenda, è vero, ci sono 2 macro distinzioni di persone che vanno in bicicletta. Chi si occupa di pianificazione, di progettazione li chiama lepre e tartaruga. Quindi il ciclista tartaruga può essere il ragazzino accompagnato dalla mamma che va a scuola al mattino,
La persona in bicicletta tartaruga può essere l'anziano che va a fare la spesa al fruttivendolo il mattino, insomma, e la persona in bicicletta lepre può essere appunto quello che si allena, quello che deve andare a prendere il treno al mattino presto e sa che lo sta per perdere, come io per esempio, anche l'adolescente che va a scuola, che sicuramente ha un passo più rapido, no? E questo è un problema perché appunto spesso si tende, un termine un po' cattivello, ma a ghettizzare le persone che vanno in bicicletta in questi percorsi a lato, che poi vengono interrotti, queste cose, e questo va a renderli cioè, non utilizzabili dall'utenza lepre, appunto. Poi, giustamente, c'è chi azzarda, è vero, ma si azzarda ovunque e sempre, in qualsiasi mezzo, quindi non sto dicendo chi va in macchina cattivo. Ripeto, come detto prima, siamo tutti quanti utenti della strada e tutti quanti purtroppo si vede qualche cavolata la combiniamo, insomma, quindi l'attenzione non una, non tre, sempre, a prescindere da dove ci troviamo, ancora di più se siamo alla guida di un mezzo che purtroppo può essere molto spesso un'arma, che è l'autoveicolo o un furgone, insomma, ma sempre, ovunque, anche in bicicletta, non ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, vediamo anche queste slide che ha portato Ezio Marchioni, così le commentiamo per capire anche l'importanza di questo mezzo che è meraviglioso. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, Ezio? Qua siamo a vedere i tulipani. Mi pare, non mi ricordo esattamente dove, però era comunque la gita di qualche domenica fa. La nostra associazione, oltre alla promozione dell'utilizzo della bicicletta quotidianamente, quindi per gli spostamenti, promuove anche il cicloescursionismo, che è un tipo di turismo, insomma, particolarmente sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Facciamo sempre delle gite con itinerari comunque relativamente contenuti, sempre attorno al nostro territorio, quindi talvolta la bicicletta aiuta a scoprire cose che abbiamo dietro casa, che non abbiamo mai viste, molto spesso anche proprio per la frenesia che abbiamo nelle nostre vite ultimamente, quindi sicuramente spesso viene chiamato appunto turismo lento quello in bicicletta, ed è una risorsa incredibile perché per esempio a Conegliano passa la Monaco-Venezia, che è un itinerario internazionale che appunto parte da Monaco e finisce a Venezia, che vede ogni anno 500.000 di persone in bicicletta dalla Germania, dalla Danimarca, dalla Norvegia, che scendono da Monaco fino a Venezia e sono una risorsa incredibile perché portano davvero non solo ricchezza economica, ma ricchezza sociale, emotiva, nel locale, perché una persona in bicicletta si ferma nella trattoria, nell'osteria, va a prendere una bottiglia di vino in una cantina dalle nostre parti. Quindi è una forma di turismo particolarmente stupenda, direi. Ma io non so se ho questa idea, Ezio, ma lo vedo più nel turista straniero che nel nostro. Tanto è vero che i dati noi 3-4 chilometri li facciamo con la macchina, perché la bicicletta crea un problema. Portiamo il ragazzino che potrebbe andare tranquillamente con mezzi di trasporto oppure anche in bicicletta a scuola con la macchina davanti all'entrata della scuola. Per quello prima parlavo di pigrizia mentale che hanno molti genitori. Sono proprio, ecco, non riesco a capire, ecco, questi ragazzi grandi e grossi a volte con la macchina davanti all'entrata della scuola, che forse farebbe bene loro anche camminare. Andiamo a vedere anche questo video, guardiamo il video prima di quello di cui hai parlato, per far capire anche l'importanza. Però noi usiamo la bicicletta solo adesso se c'è il sole. Ecco, se c'è il sole, siamo al caldo, noi forse tiriamo fuori la bicicletta. 2 gocce di pioggia, subito bloccate le biciclette. Andiamo a vedere il video, poi lo commentiamo. Andiamo a vedere il video. Siamo passati da Vittorio per San Giacomo, adesso ci mettiamo sulla strada dei Colli per andare verso Conegliano. Dobbiamo immetterci su una strada a traffico elevato, con passaggio di macchine a elevata velocità. Qua bisogna porre molta attenzione, anche perché arriva su da un dosso.
La bicicletta qua ha poco spazio, le macchine passano, il limite di velocità è questo qua, 70, non so se si riesce a vedere, comunque 70, che comunque è alto ma è ampiamente disatteso. Vedete, la strada non è larghissima, le macchine devono fare un sorpasso, ecco qua c'è il segnalino. Qui siamo alle porte di Conegliano e il cartello indica di proseguire lungo la strada trafficata. Ci sarebbe un'alternativa, girando prima di questa trattoria a destra dove la ciclista sta indicando, però non viene contemplata dal percorso. Limite di velocità 70. Tenersi molto sulla destra e le macchine devono scansarci deviando dalla strada. Lo sguardo sui colli è comunque bellissimo. L'unica criticità è appunto il traffico. Qua siamo nel borgo di Ogliano, in comune già di Conegliano. Abbiamo affrontato l'ultima salita, che poi ci mettiamo nella strada che arriva a Conegliano. E questa sarebbe l'uscita della strada alternativa, meno trafficata, che si mette qua sulla strada. Abbiamo Mario da Feltre in linea, vai Mario. Mario? Abbiamo perso Mario? Bene, abbiamo perso Mario, vediamo se lo riprendiamo, lo sentiamo come commenta Ezio che ha portato questo video. Sono passati degli anni ma non è cambiato niente, prego. Niente, non proprio, dai, vogliamo essere speranzosi perché il Comune di Conegliano ha fatto un passo interessante, importante, lo abbiamo anche riconosciuto, ne siamo anche insomma, abbastanza grati. Ha lavorato negli ultimi mesi in un biciplan, un piano dedicato al progettare, al delineare nuove infrastrutture per le persone che vanno in bicicletta, e questo video è la prima parte insomma, dell'itinerario Monaco-Venezia che avevo menzionato prima, che attraversa il nostro comune, e il percorso alternativo che la nostra associazione aveva proposto ancora all'epoca, ma ancora da prima, è stato contemplato nel piano. Quindi insomma nel futuro le persone che scendono dalla Germania, insomma dal nord Europa in bicicletta, potranno percorrere questa via alternativa piuttosto che la strada trafficata via Marco Ra, che è ahimè pericolosissima. Appunto abbiamo visto dal limite di 70 km/h, banchine quasi inesistenti, quindi sicuramente pericoloso, ma comunque qualcosa viene fatto. Nel minimo indispensabile a tratti, però viene fatto, quindi insomma questo sicuramente va riconosciuto. Poi purtroppo ci sono tanti altri ambiti in cui ci dispiace dirlo, e a casa nostra diciamo lo avranno anche visto i nostri concittadini, ma non stiamo andando tanto bene, penso al Fagiolone, questa cosiddetta nuova rotatoria che viene progettata con dimensioni quasi da svincolo autostradale extraurbano, insomma, solamente che è in centro città, dove ci sono persone che vanno a piedi, col passeggino, in carrozzina, con varie difficoltà motorie e sensoriali, in bicicletta, vari tipi di bicicletta. Ci sono già a Conegliano un paio di persone che utilizzano una nuova bicicletta in Italia, perché esiste da tanti anni in Nord Europa, ma è nuova, la cargo bike, la Bakfiets in olandese, questa bici con il cassone davanti che può davvero sostituire l'autoveicolo. E questo progetto non contempla queste utenze, specialmente quelle in bicicletta. E quindi insomma ci sono alcuni aspetti in cui il Comune sta facendo qualcosa e lo riconosciamo, altri in cui lo facciamo notare, insomma. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite, e voglio approfittarne per fare tanti auguri a mia mamma e anche a tutta quanta la famiglia, ok? Allora Mirella,
E niente, allora io quello che voglio dire al rappresentante della bici, allora io voglio soltanto dire una cosa, che per quanto mi riguarda, io parlo per me, il mio lavoro mi consente di spostarmi solo ed esclusivamente, visto che faccio le pulizie, di spostarmi con la macchina, visto che devo andare da un paese a un altro, quindi tu Mirella capirai i chilometri che devo fare con gli spostamenti per fare i vari condomini, uffici eccetera. Però il fine settimana, ecco, se capita vado a fare una bella passeggiata in bicicletta che è molto molto salutare, ma questo lo posso fare nei dintorni dove io sto. E quindi una volta io mi ricordo che giovane adoperavo spesso la bicicletta, andavo a scuola in bicicletta perché da noi Mirella era la nostra tradizione, si andava a scuola in bicicletta e poi a lavorare andavo col motorino, poi col tempo è venuta anche la macchina. Comunque voglio dire al rappresentante che la macchina, l'automobile, è molto, cioè voglio dire, è molto utile, quindi non solo per cosa, ma se viene utilizzata per lavoro, per spostarsi, bisogna vedere la gente su che posti vanno, dove hanno il lavoro, perché di certo non è a 2 passi da casa. Ecco, comunque vediamo se mi dà una risposta e basta. Insomma, ecco, Mirella, ti saluto, buona giornata a tutti. Grazie, facciamo anche noi, salutiamo i genitori di Maurizio, però prima di passare alla risposta con Ezio Marchioni al nostro Maurizio andiamo a vedere, perché voglio parlare anche di questo, 21 aprile Plastic Free con la nostra Sara Simionato. Andiamo a vedere. «21 aprile. Adesso dovrebbe partire. Allora, intanto che cerchiamo questo servizio, sentiamo come commentiamo allora la telefonata di Maurizio. Prego, Ezio. Certo. Beh, era tradizione ovunque. Il Veneto è una delle patrie della bicicletta. Basta pensare a Bottecchia, a Pinarello. Giusto l'altro giorno abbiamo tirato fuori dal garage di una mia vecchia parente una bicicletta Stella Veneta che mi ha raccontato un mio vicino una volta costava uno stipendio addirittura. Quindi il Veneto era una delle patrie, appunto, diciamo, natali quasi della bicicletta. E poi sicuramente, certo, si è adottate nuove abitudini perché giustamente in alcuni casi sono utili, ci mancherebbe, per le persone che hanno bisogno di spostarsi decine, a volte se si sommano si arriva anche al centinaio di chilometri giornalieri, ma ci mancherebbe, è ovvio che hanno bisogno del loro furgone o autoveicolo o che sia. Però nelle strade la maggior parte delle persone non sono che si spostano in auto, non sono che siano idraulici, imbianchini o altre, insomma, persone che hanno bisogno per lavoro di fare questi grandi spostamenti. Sono persone che in fin dei conti, appunto, come ho detto prima, fanno spostamenti corti. Quindi se tante di queste persone che possono fare il passaggio, il cambio modale dall'autoveicolo alla bicicletta o anche al trasporto pubblico, ci mancherebbe, che ha bisogno di fondi che stanno venendo a mancare ultimamente, le persone che hanno effettivamente bisogno di spostarsi in automobile o in furgone avrebbero le strade molto più libere e potrebbero anche effettuare il loro lavoro non più velocemente, ma con più tranquillità, senza la frenesia di arrivare in ritardo per le vie delle strade intasate da buona parte delle persone che non hanno, che usano l'autoveicolo. Ma insomma, non è principalmente pigrizia, come diceva prima Mirella, perché può anche essere, ma guarda che c'è, può anche essere, però è quasi sempre la paura, perché le persone hanno ragione ad aver paura. Quando sui sondaggi 8 persone su 10 vorrebbero prendere la bicicletta, ma altrettante percentuali rispondono che hanno paura perché
È diventato quasi un far west. Sì, ma insomma. abbiamo i ragazzi che non fanno sport, non vogliono fare sport, non vogliono muoversi, perciò è pigrizia e questo dipende dalla famiglia, dobbiamo iniziare da piccoli. Se no non riusciamo veramente a mettere fare quel passo in più per far capire l'importanza del movimento, che sia a piedi, che sia in bicicletta. Questi ragazzi devono muoversi, non si muovono più, questo è il dramma. Abbiamo un'obesità che comincia a far veramente paura, io lo dico tutte le mattine. Abbiamo Fabio da Padova e poi andiamo con Sara. Vai Fabio, veloce. Fabio? Ciao, scusa Mirella, ciao a tutti. Ascolta, no, volevo solo dire una cosa, che Padova, che fanno piste ciclabili continuamente, qua su giù, bellissimo, tutto bello, c'è solo un problema però, che Padova ad esempio è una delle città più inquinate d'Italia e quando uno va in bicicletta fa l'effetto cozza, nel senso che depura l'aria con i suoi polmoni, quindi fare ginnastica, fare il movimento in città inquinate è una cosa che fa male alla salute, non fa bene alla salute. Farebbe bene alla salute fare movimento dove l'aria è buona, hai capito? Ho capito, ma anche non farlo non va bene, Fabio, allora non ne veniamo fuori perché mangiamo male, non possiamo uscire perché respiriamo male, allora cosa facciamo? Dobbiamo morire prima del tempo? Devo correre Fabio, grazie di questa riflessione che hai fatto, andiamo a vedere il 21 aprile Plastic Free. Allora Sara, diceva il nostro Ezio che non trova giustificabile di fare organizzare questi interventi per tenere pulito il territorio, ma questi siamo purtroppo, da là non ci muoviamo, è poco, prego. Vai Sara. Assolutamente, guarda, 840 kg in un weekend qui in zona Mirella, cioè ti rendi conto? Sono tantissimi, cioè stiamo parlando della provincia di Treviso, non di zone, non so... Ripeti i chili? 840 kg. Mamma mia. Calcola che una uscita di solito dura un'oretta e mezza, quindi in una media di 15-20 persone in un'ora e mezza, cosa sono 15 comuni, 10-15 comuni hanno raccolto 840 kg. Cioè, ascolta Sara, ma che idea ti sei fatta? Perché tu puntavi molto sui giovani, sui bambini, sulle scuole, però il problema è quando questi bambini rientrano in famiglia, cioè gli esempi. Eppure siamo, almeno a Treviso, siamo uno dei comuni con la raccolta differenziata al top, perciò bisogna dire che grazie anche ai vostri interventi qualche passo in avanti si è fatto, però è poco rispetto ai chili che hai appena dato. Allora dov'è secondo te che bisogna andare a parare? Coinvolgerli ancora di più, intrigarli ancora di più, far muovere le famiglie al completo, anche i nonni, magari quelli che sono autosufficienti, che ne abbiamo veramente di bravi. Prego. Allora, io ti devo dire la verità che il bambino, a differenza dell'adulto, è super contento di fare le raccolte, si sente un supereroe, Mirella, quindi i bambini sono un caso a parte, nel senso che se sanno che raccogliendo una bottiglia di plastica salvano una tartaruga, ne raccolgono 150 finché praticamente svengono a terra, sono pro ambiente e sempre, senza limite. Quindi il problema non è il bambino che poi va a casa e si confronta con i genitori e addirittura tante volte è il bambino stesso che dice ai genitori no, chiudi il rubinetto perché devi risparmiare l'acqua. Guarda, quindi non papà è il o bambino. mamma che non va buttata là quell'immondizia, io so dove va buttata perché funziona così. Allora andiamo a vedere anche il video dei mozzecconi recuperati, perché anche questo fa molto riflettere, visto che parliamo di adulti e anche non.
mozzicone è uno dei rifiuti più dannosi e pericolosi per l'intero pianeta. Pensate che un mozzicone impiega fino a 15 anni per degradarsi e nel frattempo rilascia oltre 4.000 sostanze cancerogene, senza contare il fatto che vengono anche ingeriti dagli animali, causandone spesso la morte. Quindi cosa facciamo noi? Sensibilizziamo su questa problematica, andiamo a raccoglierli e invitiamo tutti a cambiare gesto, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, potete anche fumare, però non inquinate, non danneggiate il nostro pianeta, perché ne abbiamo uno solo. Allora Sara, come commentiamo e che fine fanno questi mozziconi? Ezio chiedeva, ma non si potrebbero riciclare, non si potrebbe fare qualcosa? Dove vengono messi? Cosa viene fatto? Siamo curiosi, vai Sara. Allora, io ti devo dire che con i mozziconi è proprio una lotta tanto quanto come i palloncini, però fortunatamente c'è meno gente che rilascia palloncini. Per i mozziconi tante volte, sai, le persone pensano, vabbè, ma è una cosa così piccola, non è che inquino con quella cosa lì, lo butto per terra, lo butto dentro il tombino che così neanche si vede. Il problema è che l'acqua dei tombini poi alla fine dove va? Va al mare, cioè nel senso non è che tu lo metti sul tombino poi sparisce. E quindi c'è proprio questa mentalità che dice vabbè, ma tanto è una cosa piccola, non inquina tanto, e invece il problema è che di solito una persona fuma di media 10 sigarette al giorno, quindi sono 10 mozziconi per un sacco di gente che lo fa, quindi puoi immaginare questo piccolo gesto di buttare per terra questa piccola cosa quanto può inquinare. E soprattutto all'interno, hai sentito, ci sono 4.000 sostanze tossiche, cioè stiamo parlando di tante cose inquinanti per l'acqua, per la terra, per tutto, quindi anche poi gli animali, una semplice gallina che becca per terra e becca questa sigaretta che ormai è diventata polvere, perché alla fine si trasforma tutto in polvere, questa gallina che becca questa cosa inquinante, alla fine ce la mangiamo noi, mangiamo le uova. Quello che è la polvere che va sul terreno viene tirata su con il fieno, viene mangiata dalla mucca e poi noi mangiamo la mucca, mangiamo il latte, cioè è proprio un circolo vizioso che alla fine quel mozzicone lì che una persona butta per terra va a finire nelle tavole nostre, va a incidere sulla nostra salute di tutti quanti. Quindi il problema sostanzialmente è questo, che anche un mozzicone così piccolo può fare la differenza. E fa la differenza perché mettendoci così tanti anni, nel frattempo inquina tantissimo, quindi non è la grandezza della cosa che buttiamo per terra che fa la differenza, ma quanto può essere tossica una cosa. Abbiamo così... Gianni da Rovigo, se no cade la linea. Vai Sara, sai come funziona, poi riprendiamo. Tranquilla. Vai Gianni. Pronto? Gianni? Sì, pronto? Prego. Mi sente? Sì, benissimo. Ecco, no, ho letto là che abbiamo 2.384 giorni prima del referendum. Stai, sull'autonomia. Sì, ma sono fra 8 anni? Sì, Giusto? sono anni sì. È lunga questa storia, come mai? Sì, è lunga, ma anche perché non è che l'autonomia arriva come qualcuno sta cercando di far passare da un giorno all'altro, che stanno facendo dei passaggi, ma sono passaggi lunghi, Gianni, vedrai come cresceranno i numeri, visto che sembra che ormai l'autonomia ce l'abbiamo a portata di mano. Grazie Gianni, prego Sara. Allora, dicevo, quando siamo andati ad esempio, sai, adesso c'è stata la giornata della terra la settimana scorsa, quindi, anzi forse 2, non mi ricordo di preciso, però insomma c'è stata la settimana... 2 settimane. Sì, 2 settimane, sì. Perché era verso il 21 che poi abbiamo fatto la data nazionale e siamo andati anche nelle scuole. Io sono andata alla scuola De Amicis Mirella e abbiamo fatto con tutta la scuola un'uscita in centro, hanno raccolto tutti i bambini insieme, erano tantissimi e hanno raccolto sacchi e sacchi di cose, di rifiuti buttati per terra, compresi anche le sigarette. Era un sacco che avrà pesato tipo, non dico 2 chili, ma
Sì, però vedi Sara, quando io leggo che non è stata eliminata la busta dell'insalata in plastica, quando leggo che le bottiglie in plastica anche a livello regionale non sono state bandite, quando leggo che la gente continua a comprare questa acqua quando abbiamo sentito che abbiamo dell'acqua buonissima che possiamo bere, c'è qualcosa che non va, Sara? Però posso non dirti, è il bambino Mirella, che fa questo, il bambino apprende una spugna e fa quello che fa i genitori, il comportamento del genitore in casa. Per questo quello che io dico e che vi ringrazio sempre è il coinvolgimento della famiglia, della comunità per mandare il messaggio, perché se non ci rimbocchiamo le maniche noi, guardate che non ce ne sarà per nessuno. Vi ho appena detto che è consentita la verdura nella busta di plastica e non c'è niente da fare, sempre di plastica si parla. Sara, come leggi questi messaggi devastanti? Perché sono veramente messaggi devastanti. Allora, posso dirti, torniamo al punto di partenza. Le persone hanno fretta, vanno in supermercato, prendono il sacchetto, vanno a casa, lo buttano sulla ciotola e mangiano. Non è come una volta che tu andavi dal contadino, avevi la qualità, ti prendevi le tue cose, le portavi a casa, le lavavi e le mangiavi. Quindi è sempre un circolo vizioso sulla fretta, perché se tu pensi io posso andare in supermercato e posso scegliere se prendere l'insalata dentro il sacchetto o andare al fruttivendolo vicino a casa e prendere le cose sfuse, però attualmente, facci caso, e c'è la pasta già cotta e c'è il panino già fatto dentro e fanno in modo che tutto quanto sia già confezionato pronto all'uso. Questo perché? Perché la gente magari ha un'ora di pausa a pranzo per andare a lavorare, abitano a 40 km di distanza, quindi dicono beh vado qui al supermercato, mi prendo una cosa, la mangio al volo e poi torno al lavoro. E non è per tutti così ovviamente, però se ci fai caso anche la sera arrivano a casa tardi, hanno i bambini da dar da mangiare eccetera eccetera e quindi si è creato, come dicevo prima, questo circolo vizioso dove se tu trovi tutto fatto fai prima e poi hai anche la possibilità un po' di rilassarti. Al posto di puntare sulla qualità, puntiamo sulla velocità nel fare la cosa. Io quando vado nelle scuole, parlo con i bambini, gli faccio a loro la scenetta dove la mamma va al supermercato, so che il bambino arriva a casa a mezzogiorno e mezzo, ho mezz'ora per fare la spesa e andare a prenderlo e cosa succede? Vado al supermercato, prendo il sacchetto, prendo il guanto, metto la roba dentro, vado a bilancia, la peso, vado in cassa e pago. Mentre c'è la mamma che è di corsa, prende il sacchetto già fatto in frigorifero, va in cassa e paga. E allora chiedo a loro qual è la differenza? E tutti quanti dicono la differenza è il tempo. Infatti è proprio questo il problema, è il tempo. Cioè, è il tempo che devo avere per mandare la telefonata a Sara di Mirko da Padova. Vai Mirko! Le rubo 10 secondi. Tranquillo Mirko. Io signora Mirella, a parte che saluto i suoi meravigliosi ospiti, ma voglio dire un'altra cosa alla signora che sta parlando. Io cammino a volte per Padova e raccolgo tantissime batterie tipo stilo e moltissime a pastiglia. Io non capisco perché che sono pericolosissime, perché se vengono ingerite, ho visto delle trasmissioni che sono pericolosissime, specialmente per gli animali, non hanno scampo, buttano queste batterie per terra come con la massima indifferenza. Ma sa quante ce ne sono, Mirella? Tanti, e basta. È bello che ci sono dei raccoglitori, a parte che bisognerebbe fare più raccoglitori di queste batterie. E queste batterie a pastiglia io quando le vedo per terra mi terrorizzo perché so cosa succede se uno mangia un cane, un gatto, un animale, ma il danno che fanno queste batterie. Ecco, volevo solo dirle questo. Hai fatto bene. Saluto la trasmissione e la sto ascoltando col massimo interesse. Grazie caro Mirko, hai fatto bene a dirlo. Hai sentito Sara? Ecco, questi cittadini che anche loro stanno cercando, vedi che un po' alla volta anche con queste trasmissioni riusciamo a mandare il messaggio. Siccome devo correre vorrei capire anche Sara cosa farai prossimamente, dove avete deciso di andare a parare fra poco, perché io so che siete sempre in movimento con una cosa o con l'altra. Ecco, Sara si occupa di tantissime cose. Prego Sara.
Sì, allora praticamente adesso avremo delle uscite a maggio. Invito tutti quanti ad andare sul sito Plastic Free o sul gruppo Facebook sempre Plastic Free Treviso, e ci sono tutte le date delle uscite. Invito tutti quanti a partecipare, di solito un'oretta e mezza di uscita, ma davvero si fa del bene all'ambiente, si fa del bene alle persone, agli animali. Sostanzialmente è una cosa che fa bene non solo a se stessi, ma anche a tutti quante le persone che abitano questo mondo, oltre al mondo stesso. Questa persona che era al telefono ha parlato di una batteria, noi troviamo anche batterie di macchine, troviamo di tutto, quindi vi invito a uscire e a vedere cosa troviamo durante le raccolte. È veramente tremenda questa cosa e speriamo ci sia un cambiamento molto presto. Sentiamo anche come ci saluta il nostro Ezio Marchioni dopo aver sentito anche Sara, tutte queste attività, ecco, per la comunità, per un bene comune, diciamo, e veramente io penso che dovremmo sempre ringraziare questi ragazzi, queste persone che fanno questo, anche perché noi siamo pigri, lo dico io anche se Ezio non condivide, io dico invece siamo molto molto pigri purtroppo. Prego Ezio. Anche io mi concedo quei momenti di pigrizia, ma è sana ogni tanto, non sempre è cattiva. Beh, noi, oltre alle gite che facciamo quasi ogni domenica, vi aspettiamo il 12 maggio a Conegliano, che facciamo la manifestazione nazionale di FIAB, Bimbi in Bici. Faremo un bel giretto in bicicletta proprio per i vostri piccoletti. Andremo a trovare i vigili del fuoco, ci faranno vedere qualche loro macchinario, poi un piccolo rinfresco, insomma una pedalata assieme in bicicletta, ovviamente contenuta, aperta a tutti quanti i bambini e le bambine di Conegliano e dintorni, perché no? Perché no, vediamo anche questo video che ha mandato la nostra Sara, mare, palloncino, perché sono video che devono far riflettere. Vediamo l'ultimo video, poi salutiamo. Andiamo a vedere mare, palloncino. Il palloncino col suo bel nastrino che troviamo spesso quando facciamo le passeggiate, soprattutto al mare, soprattutto in spiaggia. Riflettiamo bene prima di lasciarli andare in cielo, perché questi palloncini poi fanno questa fine, finiscono nell'ambiente, vengono ingeriti dagli animali con gravi conseguenze per loro, si impigliano, rimangono strozzati. Però io mi chiedo, c'è bisogno di usare questa roba qua nel 2023 quasi? No, perché si può usare qualcosa di più ecocompatibile, di più sostenibile, di meno impattante. Quindi eccediamo un po' il cervello ed evitiamo di lasciare andare questi nel cielo. Allora Sara, era il 2023, come hai detto tu, nel 2024 qualcosa è cambiato, meno palloncini fortunatamente, ma ne vediamo sempre, funerali, battesimi, cresimi, adesso anche i sindacati abbiamo visto ieri con i palloncini. Ecco, cosa vuoi dire, che appello vuoi fare, Sara? Allora, stiamo lottando anche sotto questo punto di vista, nel senso che stiamo invitando tutti i comuni a vietare il lancio dei palloncini, ma attualmente sono pochi che hanno aderito e la gente continua a usare questa cosa in maniera continua, anche ai matrimoni, eccetera. È diventato proprio una cosa costante che si fa e anche le lauree di Ezio. Sì, anche alle lauree, sì, battesime, cresime, anche alla festa dell'autismo l'anno scorso, quest'anno hanno invitato, però è tutto un continuo e i palloncini non si sanno dove vanno, Mirella, non si sa, finiscono dentro la bocca di un delfino piuttosto che fa chilometri e chilometri un palloncino lanciato in aria, quindi noi non sapremo mai dove va. E poi ci sono alcuni che dicono ma io ho fatto volare uno biodegradabile. Sì, però i biodegradabili comunque ci mettono anche 7 anni per degradarsi, quindi il gesto fa del male agli animali. Questo non cambia, deve entrare nella testa della gente. Mi permetto di dire anche un'altra cosa importante, Mirella, perché prima avevi un ospite che secondo me era interessante che sapesse questo, cioè che la Giunta regionale Veneto ha rifinanziato il bando per l'acquisto di fototrappole e sistemi di contrasto agli abbandoni.
ed è un bando riservato ai comuni, quindi invito i comuni che stanno ascoltando a partecipare a questo bando, perché è importante prendere queste persone che abbandonano i rifiuti, sacchi e sacchi di rifiuti in giro per la nostra città, quindi invito i comuni a farlo perché è importantissimo. Grazie a Sara Simeonato, referente Plastic Free Treviso, grazie. Abbiamo sentito anche le iniziative dove tutti possono partecipare, ecco, chi più partecipa più contenta, facciamo Sara e tutti i volontari, poi vedrete cosa raccoglieranno. Mi raccomando Sara di essere sempre presente con i numeri, che sono numeri importanti di quello che raccogliete, per far capire l'inciviltà di certe persone, perché veramente non ne possiamo più. Abbiamo veramente, almeno qui da noi, 6 giorni su 7 che passano veramente gli addetti all'immondizia, una volta il vegetale, una volta il fresco, l'umido, il vetro, eppure si continua a fare questo, ma noi dobbiamo migliorare. Grazie Sara Simeonato. Ezio Marchioni, come ci saluti? Vi saluto invitandovi di nuovo a Bimbi in Bici, ma anche a dare un'occhiata ai nostri canali social, al sito web, insomma abbiamo sempre tanto da fare. E se volete darci una mano siete sempre invitati. Il primo e il terzo martedì del mese ci troviamo in sede e facciamo sempre le nostre riunioni, con anche un po' di qualcosa da mangiare e da bere se ne abbiamo, insomma. Che non guasta mai, vero? Che non guasta mai. Ogni gita c'è sempre la tappa in trattoria o a prendere il caffè. La convivialità che è sempre la cosa più bella poi. In bicicletta poi si può appunto anche parlare, insomma ci si diverte. E poi si può anche smaltire, perché appunto facendo una bella pedalata si smaltisce. Allora grazie anche a Ezio Marchioni, vicepresidente FIAB Conegliano, Libera la Bici. Grazie, pubblicità. Ciao Ezio, piacere mio. E altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Claudio Maniero, socio fondatore Legnaro a Cavallo, e abbiamo anche da Verona collegato Roberto Cognonato, presidente Federnuoto Veneto. Grazie anche a lei, Cognonato, di essere qui. Allora, prima parlavo di pigrizia e partirei proprio con Cognonato, di questi genitori che non capiscono l'importanza invece di far fare movimento ai figli. Non è sempre agonismo, è questione che veramente devono iniziare a fare movimento, e soprattutto l'importanza del nuoto, questa disciplina che è una delle più complementari. Com'è la situazione, Presidente? Ecco, visto che lei è un addetto ai lavori, visto che prima abbiamo parlato di questi genitori che accompagnano in scuola i figli anche grandi fino all'entrata della scuola, che non li portano a passeggiare, sono molto a casa, molto fermi. Prego Presidente, e cosa sta facendo il governo per aumentare, secondo lei, anche aiutare le scuole in questo? Prego. Ma nella nostra nazione non c'è una tradizione di cultura di promozione sportiva reale. Tutta l'attività di avviamento allo sport è sempre stata in qualche modo demandata alle associazioni sportive, quindi al movimento di base del territorio della nostra nazione. La Regione Veneto in questo è sempre stata una nazione, da quel punto di vista, sicuramente evoluta, con un gran dinamismo del territorio in tutte le discipline sportive. Il nuoto è uno sport importante perché è soprattutto uno sport salvavita. Il primo presupposto nell'andare in piscina è proprio quello di acquisire quelle abilità, quelle competenze tali da salvaguardare la vita umana, avere la sicurezza in acqua e quindi evitare gli annegamenti. Con gli anni 70, quando hanno cominciato a diffondersi le scuole nuoto, è drasticamente diminuito il numero di incidenti mortali in mare. Ne è testimonianza che quello che sta succedendo negli ultimi anni, dove la maggior parte degli incidenti con conseguenze gravi che avvengono anche sui litorali, avvengono da persone di provenienza estera che non hanno ancora avviato questo percorso di avviamento all'attività di nuoto. Certamente le famiglie fanno sempre più fatica anche a coniugare quelli che sono gli impegni lavorativi con quello che è l'organizzazione dell'attività sportiva dei loro figli. È un impegno che le famiglie devono assumere nel beneficio, nell'interesse dei propri figli, perché è ovviamente risaputo che l'attività motoria, l'attività sportiva anche di natura non agonistica è
propedeutica alla salute, fa sì che i giovani imparino ad essere autosufficienti, autonomi, a sapersi arrangiare da soli. Lei giustamente sottolineava che spesso i bambini, i ragazzi sono abituati ad essere accompagnati fino sulla porta della scuola, essere supportati in tutto. Fare sport significa acquisire autonomia, imparare a arrangiarsi da soli, ad avere sicurezze, ad avere consapevolezza di sé, ad essere autonomi e responsabili. Quindi serve da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, che per la socializzazione, per creare stili di vita sani e aggregazioni sociali sane. Grazie Presidente, ecco, di aver parlato chiaro, siamo in sintonia su quello che ha detto, lei lo sa come la penso, che addirittura io quando sento parlare di centri estivi che qualcuno sta fasciandosi la testa per non capire ancora che abbiamo tutte le porte aperte, che sono anche queste attività fisiche tipo il nuoto, io lo obbligherei addirittura a fare questa disciplina nelle scuole, ecco, porterei questi ragazzi veramente a fare questa disciplina che anche salva vita oltretutto, ecco, salva la propria salute, invece di ogni tanto qualcuno si fascia la testa per inventarsi chissà cosa, ecco, un centro estivo all'aperto, fare nuoto non sarebbe male. Sentiamo cosa ne pensa anche Roberto Claudio Maniero, invece lui si occupa di cavalli ma sempre di sport, sempre di movimento, una passione bellissima che poi questi ragazzi amano perché sono molto vicini alla natura e agli animali. Prego Maniero. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Infatti condivido in pieno quello che ha detto il Presidente, il movimento sport per tutti e dopo la responsabilità e prendersi le proprie. Noi infatti con i cavalli e anche con i centri estivi che sembra, sì è vero, costano, però ci sono dei centri estivi come due maneggi che abbiamo nel Padovano che seguono i ragazzi diversamente abili o i ragazzi speciali dove lo fanno gratuitamente, quindi il centro estivo viene promosso per questi ragazzi gratuitamente e fare, come hai detto tu Mirella, portare i ragazzi a fare nei centri estivi a contatto con gli animali, con la natura, è tutto il rispetto che dopo nel corso degli anni noi abbiamo perso, perché adesso noi andiamo nelle scuole a parlare del cavallo, della cultura del cavallo, ma non per andare a montare a cavallo o fare agonismo, perché come penso anche il Presidente dica sul nuoto, 1 su 1000 ce la fa andare a fare a alti livelli, però gli altri 999 nessuno se li ricorda. C'è la possibilità per tutti, c'è la possibilità di vivere questo magnifico sport, questo magnifico contatto e quindi andiamo a parlare nelle scuole di questo, cioè la tranquillità, cosa mangia il cavallo, cosa si può fare con il cavallo, l'avvicinamento al cavallo, la carezza, perché è un po' il rispetto dell'animale che a questo punto porta anche il rispetto della natura, perché se passiamo vicino al bordo della strada, se guardiamo nei campi, che ho visto la trasmissione di prima, l'intervento di prima, tutte quelle cicche di sigarette per terra, cioè se un animale la mangia sta male. Quindi ci insegniamo anche, diciamo anche, abbiamo cultura del nostro e rispetto del nostro territorio. La cicca, tutti abbiamo fumato, anch'io, però la cicca invece buttata per terra in mezzo all'erba, la buttiamo nell'apposito portacene, contenitore che ci sono. E quindi anche quello è un piccolo passo, però se aspettiamo di fare l'oceano, non ce la faremo mai. L'oceano è formato di gocce, ognuno faccia la propria goccia. E andremo avanti e facciamo tutto quello che possiamo fare e vedrai che ritorneremo un po', perché vedo che la cultura dei miei nonni, dei miei genitori, con i ragazzi di oggi, ma noi ragazzi di oggi di 6 anni, 7 anni Mirella, anche i ragazzi di 20, 25 anni, non sanno più la differenza o da cosa deriva il fieno. Da cosa deriva la paglia? Ma non è mica colpa loro, è colpa di qualcun altro che ha preso una deviazione. Di quelli della nostra età che non sono più riusciti a Abbiamo Mario da Fette che ha ripreso la linea. Ciao Mario. Buongiorno. Buongiorno. No, niente, mi riferivo a quei discorsi di prima sulla via ambientale. No, io dicevo, mi sembra così, una cosa talmente semplice. Se tutti quanti per la strada, ma anche nella vita, rispettassero le regole, no? Credo che il 90% degli incidenti o delle controversie non ci sarebbero. Dico solo questo.
Hai fatto bene Mario, è vero, purtroppo il rispetto delle regole da parte di tutti, ecco, di non essere così superficiali e di non farsi le proprie regole perché limitano la nostra libertà. Grazie Mario. Però Presidente Cognonato, quello che io volevo dirle anche questo, e vi ho invitato per questo stamattina, adesso c'è un cambiamento nei centri estivi, nel senso che questi soldi che vengono erogati sia dal governo che poi passano alle regioni, vengono dati alle famiglie, non più alle cooperative. Vengono dati alle famiglie, sono loro che decidono dove mandare il proprio figlio a fare il centro estivo. Allora, Cognonato, io quello che non riesco a capire, perché dobbiamo inventarci sempre delle cose nuove, con persone nuove, pagando persone che non sappiamo poi neppure se sono formate per fare questo, perché vorrei anche capirlo, veramente capirlo, e non supportare quelle attività tipo la vostra, tipo la sua, oppure anche quella che ha Maniero, per fare questi centri estivi. Avete già passato un periodo di pandemia terribile, io mi ricordo veramente anche le chiusure che ci sono state, ma perché dobbiamo pagare delle realtà nuove? Facciamo come i bonus, che uno andava alla Camera di Commercio e apriva l'attività e non sapevi neppure chi erano questi, ma perché non supportare quello che c'è già? Ma perché facciamo così fatica ad adoperare quello che abbiamo e dobbiamo inventarci chissà cosa e pagare persone che non riusciamo a capire chi sono e da dove provengono e che hanno la strada spianata su tutto e per tutto? Prego, Cognonato. Guardi, purtroppo nel nostro paese si distingue sempre per la complicazione delle cose semplici, ahimè. Adesso, sui centri estivi, porto un esempio virtuoso, da alcuni anni anche il Comune di Treviso ha avviato un bando in cui mette in rete tutte le associazioni del territorio che svolgono questo tipo di servizio, fissando dei parametri organizzativi, funzionali, che danno anche sicurezza alle famiglie, garanzia di quello che troveranno come tipologia di servizio perché rispettano determinati standard, e da lì poi si arriva a supportare economicamente quelle che sono le famiglie che hanno problemi economici o soggetti con disabilità che hanno delle necessità, ma basterebbe che tutti quelli che sono i sostegni economici alle famiglie arrivassero nel modo uniforme nella vita per tutte le attività, non per i centri estivi, per la scuola, per l'assistenza. Le famiglie, in funzione di quelle che sono il loro reddito, le loro problematiche, devono ricevere i sostegni previsti a beneficio del supporto della famiglia. Dopodiché ci sono le strutture territoriali che possono vigilare, controllare e monitorare quello che è l'effettivo utilizzo dei servizi. Ma se non si crea uno standard uniforme di rete di gestione delle cose, si polverizzano le risorse in 1000 iniziative che sono iniziative a spot che rischiano solo di disperdere risorse e di non garantire che chi ne ha effettivamente bisogno riesca a usufruirne. E si vanno a sprecare e magari ci sono anche coloro che non ne hanno bisogno che ne beneficiano. È vero. Perché poi ci sono anche le storture nel nostro paese da quel punto di vista. Siamo perfettamente d'accordo, anche Maniero condivideva le parole di Cognonato. Prego Maniero. Sì, condivido, anche perché parlo dal lato cavalli. Non basta avere un cavallo in casa o 2 cavalli in casa per dire durante l'estate faccio il centro estivo, ipoterapia. Bisogna avere anche una struttura, quindi noi da quel lato come amanti dei cavalli e centri equestri abbiamo la federazione che risponde, quindi la FISE Veneto, e su questo la Clara Campese è molto decisa, la Presidente, cioè se un centro equestre dice di fare i centri estivi deve avere la struttura adeguata, quindi la FISE lo valuta e vede se c'è. Quindi portare là i bambini non è che è nato oggi e tutti lo possono fare, c'è l'istruttore, c'è la struttura, c'è il cavallo e soprattutto non si va solo per andare a cavallo, ma si va per fare il centro estivo, quindi quelle 4, 5, 6 ore che si sta là, si fanno i compiti, si gioca, si fa un po' tutto, quindi è strutturato da persone, come dicevi prima, esperte,
che hanno studiato, che sono preparate, non è che uno si è inventato stamattina, ho un po' di spazio, ho 2 cavalli, aspetta che metto su un centro estivo che andiamo avanti. No, purtroppo c'è anche quello che lo fa, però là si deve stare un po' attenti anche io dico, se una mamma porta nel centro estivo un centro equestre per fare il centro estivo e vede che ci sono dei problemi, Federazione Sport Equestri Fise Veneto telefona al centralino, trova una delle favolose segretarie e gli dice: mi dia 2 notizie su questo centro, gliele danno e dopodiché va avanti, cioè, o si fermano e dicono no guardi non è affiliato a noi quindi non possiamo rispondere, quindi, però ci sono le modalità per dire vengo a conoscenza se uno è autorizzato o non è autorizzato, se è nato oggi non è esperto o tutto quello che può succedere, capito? Quindi... Però io condivido anche quello che dice Maniero, però la realtà dei fatti è quella che ha detto Cognonato, nel senso che qua più si sta zitti e più c'è qualcuno che ne guadagna e sono magari delle persone che non c'entrano niente con quella che è quel vero bisogno del ragazzino, che è il movimento e la sicurezza. Cognonato, abbiamo passato questa pandemia terribile, ha visto qualche risultato? Perché di cose ne abbiamo detto tante, la storia avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma mi sembra che gli esempi che abbiamo non siano di sicuro positivi, eppure gli addetti ai lavori parlano chiaro, saprebbero cosa fare per migliorare la qualità della vita anche di questi bambini, di queste persone, delle fragilità. Eppure mi sembra che non siamo ascoltati, Cognonato, c'è qualcuno che sente, ma l'importante adesso è strumentalizzare, arrivare a prendere il voto per arrivare alla poltrona europea, anche se in tanti anni non ho fatto niente, però è tanti anni che sono là e adesso ho diritto di andare in Europa. Cosa ne pensa e cosa vorrebbe dire Cognonato? Passate le emergenze ci si dimentica in fretta di tutto quello che si è sofferto, si è subito, si passa oltre anche per scongiurare tutte quelle che sono le cattive esperienze vissute e rimuoverle anche psicologicamente. Ahimè, sarebbe importante fare delle scelte di indirizzo a livello nazionale e poi di conseguenza territoriale che siano realmente a sostegno della crescita delle famiglie, di quelli che sono i fabbisogni formativi e di crescita a tutti i livelli, dal mondo della scuola al mondo dello sport, facendo sì che promuovere l'attività motoria, l'attività sportiva a tutte le età, in particolare parliamo dei giovani in questo momento, ma vale anche per le persone adulte e per le persone della terza età, favorisce un regime di vita più sano, minori costi sanitari. Abbiamo un problema gravissimo a livello sanitario di sostenibilità economica di tutto il mondo sanitario, ma non facciamo nessuna scelta reale, autentica, a sostegno della promozione dell'attività fisica a tutti i livelli per il beneficio nella salute, per evitare che ci siano problemi sanitari che sono crescenti. La nostra prospettiva negli anni, abbiamo una crescita demografica inesistente, però abbiamo una crescita del livello di obesità giovanile, proprio perché non c'è attività fisica, così come è in aumento in fase incrementale, esponenziale, anche quello che è il diabete a livello giovanile, non solo in età avanzata, proprio perché c'è uno stile di vita poco sano a livello alimentare, a livello poi di attività sportiva che viene a mancare, quando si sa da tutte le ricerche scientifiche che il movimento fisico è il primo elemento fondamentale per la salute fisica e mentale delle persone. Bisognerebbe fare scelte coraggiose, però si va a piccole iniziative secondo quello che è il vantaggio del momento per accaparrarsi qualche voto. E quello che però, io lo dico sempre, Presidente Cognonato, che qualcosa dovrà cambiare in questo Paese, anche noi dobbiamo fare questo cambiamento, prima andando a votare e soprattutto cercare di fare anche di votare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo,
ecco, almeno tentare, perché non possiamo più voltarci da un'altra parte, anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Io mi domando se qualcuno riesce a capire l'importanza della qualità della vita delle famiglie, delle persone, qua parlo a 360 gradi, che avrebbero bisogno veramente di essere supportati, e anche a livello sportivo penso che si sono trovati e si troveranno sicuro i 180, se basteranno, milioni o 200 milioni per la pista da bob. Lei capisce benissimo, Presidente, che quello che stiamo dicendo noi è tutta un'altra cosa, noi vogliamo andare da tutta un'altra parte. Noi parliamo di una pista da bob a Cortina, dove un giorno a Cortina costa 1.000 euro, una stanza costa 1.000 euro, abbiamo gli alberghi che non sono a norma per i diversamente agili, perché non li abbiamo fatti, e ne faremo anche pochi perché ormai il tempo è tiranno, e continuiamo a vedere lo sport come un'elite. Ecco, diamo importanza al bob e non diamo importanza alla piscina. Guai se non facciamo la pista da bob, ma guai investire sul nuoto, su questa attività meravigliosa. Ecco, cosa pensa, Presidente? Perché dobbiamo pur parlarne di queste cose, perché siamo anche stanchi di subire, perché sono anche soldi nostri, Presidente. Qui qualcuno se lo dimentica, che è pagato da noi e che sono soldi nostri. Prego. Il dramma dello sport anche in Italia, fra le tante cose, è anche quello della vetustà dell'impiantistica sportiva, e c'è bisogno di risorse, di investimenti per riqualificare gli impianti esistenti, non solo per creare nuovi impianti. Ci sono zone d'Italia, anche della nostra regione, dove gli impianti ci sono, ma hanno bisogno di interventi importanti di adeguamento. Ci vogliono politiche reali per quello che è l'investimento nello sport. Come giustamente diceva, abbiamo bisogno che ciascuno prenda coscienza che ognuno deve fare la sua parte, non dobbiamo aspettare sempre che sia qualcun altro che si muove, dobbiamo far sentire questa esigenza, bisogna che ciascuno si impegni per rivendicare quelle che sono delle esigenze reali del nostro mondo. Benissimo, le Olimpiadi sono un elemento importante, una vetrina importante per promuovere lo sport ad alto livello, per stimolare nuove generazioni ad avvicinarsi al mondo dello sport, ma lo sport è poi soprattutto quello già ripetutamente evidenziato, sottolineato, lo sport di base che si fa quotidianamente, l'attività che si fa a tutti i livelli per il benessere e la salute delle persone. Promuovendo l'attività cresce anche quella che poi è l'attività d'élite. Se non ci dedichiamo a una promozione reale dell'attività sportiva di base per tutte le discipline sportive, non abbiamo un futuro per la nostra nazione, per la nostra salute, per il benessere delle persone. Quindi bisogna fare politiche di investimento sullo sport, sia rivolto a quello che è la famiglia, sia rivolto all'impiantistica sportiva. La Regione Veneto di recente ha fatto un bando anche per interventi di riqualificazione di impianti sportivi che dovrebbe uscire a breve, se non erro. Ma questo è una piccola goccia, per carità, un inizio, un segnale positivo, ma bisogna che ci siano politiche costanti, sistematiche a beneficio dello sport, perché trovare 8 milioni di euro per interventi di riqualificazione degli impianti è una briciola rispetto a quello che serve a sostegno di tutto il mondo sportivo. Sì. Però è chiaro che non è una scelta che può fare la singola regione, ogni regione cerca di fare i suoi interventi, bisogna che ci sia una politica nazionale rivolta alla promozione sportiva. Allora andiamo a vedere anche le slide che ha mandato invece Maniero, e poi sentiamo anche il commento Maniero su quello che si è detto prima anche col Presidente Cognonato. Allora vediamo le slide, prego Maniero, qui cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo alcune attività che abbiamo fatto con la SD Legnaro a Cavallo nella pediatria di Padova. Questo è il programma che faremo, delle attività equestri che faremo durante la festa del cavallo di giugno a Legnaro. Come potete vedere abbiamo abbastanza anche gente che collabora con noi, maneggi, centri estivi.
Qui stiamo montando un cavallo di legno, a differenza di qualche altro sport, noi possiamo portare il cavallo nelle scuole. E quindi possiamo andare a far conoscere lo sport dell'equitazione dentro le scuole. Qui siamo alla scuola di Bellissima Volparo. questa idea, Maniero, di far costruire il cavallo assieme ai bambini. Quel cavallo l'ha costruito mio cognato Lorenzo Favero, che l'ha fatto come un puzzle. Arriviamo con la valigia e i ragazzi si mettono a costruirlo. Lì abbiamo alcuni maneggi che sono con noi, quindi Officine Orse, i folletti, dopo il cuore oltre l'ostacolo. E andiamo là e parliamo di questo. La Clara, la presidente della FISE, di questo è entusiasta, perché proprio è al nostro fianco al 100% di questo. E poi anche il discorso ha ragione, il discorso dei soldi. Noi anche in pediatria, siamo andati in pediatria di Padova, abbiamo fatto 3 incontri con i bambini, con ospiti là purtroppo. Per fortuna, perché quando siamo andati non abbiamo incontrato tanti, però siamo stati fortunati perché siamo andati molto volentieri e non trovavamo neanche uno, però abbiamo trovato qualcuno. È stata bellissime esperienze, bellissime cose. E adesso l'8 maggio, a seguito di questi 3 incontri che abbiamo fatto, quindi novembre, febbraio e aprile, l'8 maggio andremo con 3 pony vivi, veri. Abbiamo anche la locandina l'8 maggio, presso il giardino della... Facciamo vedere anche la locandina, che non ce l'ho naturalmente. Presso il giardino della pediatria, e lì porteremo questi 3 pony con gli istruttori, con ragazzi giovani anche che vengono con me, perché abbiamo ragazzi di 15, 16, 18 anni che mi accompagnano in questa avventura, che ci credono, e questo è il futuro. E io sono fortunatissimo perché la SD Legnaro a Cavallo ha un presidente di 22 anni, quindi giovanissimo, che queste cose proprio le sente e le vede. Dopo ho la fortuna della presidente Fise, che queste cose qua proprio la prima volta che siamo andati in pediatria per parlare di questo, 2019, prima del Covid, è venuta con me a parlare perché ci credeva tantissimo. Siamo stati bloccati perché il Covid, e quindi ci ha bloccato. Adesso stiamo andando, andiamo nelle scuole, andiamo con Gioco e Benessere, questa associazione che porta un po' di sollievo ai bambini dentro in pediatria. Cioè, sono un po' queste le cose da portare. E dopo i contatti. La pediatria a un bambino, una bambina, qualcuno che vorrebbe magari avvicinarsi al cavallo, però la mentalità che c'è anche costa tanto. No, non posso andare a parlare col maneggio perché suonando il campanello mi fanno pagare. Non è niente vero. Andate nei maneggi, centri equestri, suonate il campanello, chiedete informazioni, troverete la persona scorbutica, ma tu la c'è un po' dappertutto. Anche perché adesso questi soldi vengono dati alle famiglie che devono decidere dove portare i loro figli e a chi dare questi soldi. Io spero che questi messaggi arrivino a casa, che abbiate capito l'importanza, che non c'è più il passaggio diretto con la cooperativa, ma il passaggio diretto alla famiglia. Cosa ne pensa Cognonato di questo nuovo intervento che viene fatto, saltando la cooperativa ma dando i soldi alla famiglia per iscrivere i propri figli a qualche attività? Ma benissimo che le famiglie abbiano risorse a sostegno delle attività e che abbiano i presupposti per poter portare avanti i progetti per i propri figli. Quello che conta, ma si diceva già prima, è che le famiglie si rivolgano a strutture organizzate presso le società sportive dei territori, nelle varie aree del territorio, così come riportato dal collega del mondo equestre. La Federazione Nuoto ha tutta una rete di scuole nuoto federali che, per poter avere questi requisiti, devono avere il rispetto di parametri ben precisi di personale, di organizzazione, di staff, di tutto quello che ne deriva. Per cui nel momento in cui le famiglie fanno delle scelte, è bene che facciano scelte consapevoli appoggiandosi a strutture organizzate, riconosciute, che fanno riferimento a federazioni sportive nazionali, dove si ha la garanzia che c'è tutta una struttura alle spalle questa azione, in modo che le risorse economiche che vanno impegnate siano utilizzate nel miglior modo a beneficio dei propri figli, sia per le attività ricreative che per le attività sportive che andranno a fare nel corso dell'estate, che gli saranno molto utili anche poi per la ripresa dell'attività scolastica. Dopo siamo abituati nella nostra cultura a scindere l'attività
scolastica dall'attività sportiva come se fossero due mondi distinti. I ragazzi imparano facendo attività sportiva, imparano anche quello che gli serve poi nello studio delle materie scolastiche. Non separiamo la persona, corpo-mente, l'attività fisica dall'attività mentale. Siamo un tutt'uno e quindi si va di pari passo con la formazione a tutti a 360 gradi. Ecco, come ci saluta, con quale appello, Presidente Cognonato? Perché sa che questa è una trasmissione molto seguita. Ecco, che appello vuole fare questa mattina prima di salutarci? Spingere le famiglie a organizzarsi, pur con tutti i sacrifici del caso, perché i propri figli facciano attività sportiva, attività motoria durante tutto l'anno, indipendentemente dalle difficoltà che si devono affrontare a livello anche organizzativo, che mi rendo conto quali possono essere. È importante che per la crescita dei propri figli dedichino energie, tempo, impegno per promuovere l'attività dei loro figli in questo senso. Io ringrazio Roberto Cognonato, Presidente Federnuoto Veneto, collegato con noi da Verona. Ringrazio anche Claudio Maniero, socio fondatore Legnaro a Cavallo, per cercare di far capire l'importanza, ecco, di ascoltare, perché le opportunità le avete, ecco, cercate veramente di accelerare e di prendere queste opportunità, perché il treno passa una volta e bisogna salirci sopra. Grazie, grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Penne alla pugliese. In questa ricetta sono presenti in forma abbondante i broccoli. I broccoli sono fra le verdure che fanno meglio all'organismo. Superfluo dire inoltre che sono ricchissimi di fibre come tutti gli ortaggi. Ingredienti per 4 persone: 320 g di penne, 800 g di broccoli, 1/4 di litro di panna, un pizzico di maggiorana, uno spicchio di aglio, un peperoncino rosso, olio extravergine d'oliva, 6 cucchiai di pecorino grattugiato, sale. Pulite, lavate e tagliate grossolanamente i broccoli. Portate a ebollizione l'acqua per cuocere la pasta e immergete i broccoli. Dopo 5 minuti immergete anche le penne. Nel frattempo, in un tegame, fate rosolare l'aglio schiacciato nell'olio con una forchetta. Versate la panna, il peperoncino sbriciolato e mescolate in continuazione. Quando la panna sia un po' rappresa, unite la maggiorana e il pecorino. Se la salsa risultasse molto densa, potete allungarla con l'acqua di cottura. Scolate la pasta e i broccoli, versate nel tegame con la salsa, mescolate e servite subito. Buon appetito!